Un cordiale buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori da Giulio Cainarca. Ben trovati all'appuntamento con la rassegna stampa di mercoledì 20 maggio e vediamo cosa ci raccontano i quotidiani di oggi, partendo dal Corriere della Sera, che la mette come al solito sull'edulcorato e sul soft quando a parlare è il Presidente del Consiglio. Ora pensioni più libere. Che bella frase, eh? Dice il Presidente del Consiglio Renzi. Peccato che poi ti dicono con minima penalizzazione tu potrai andare in pensione più liberamente all'età che vuoi, ti taglio del 30, del 40% la pensione, ma è più libera, è molto più libera. Pressing sull'INPS per una maggiore flessibilità sulle uscite dal lavoro, cioè sull'entrata in pensione. Intanto l'Unione Europea ha detto sì sui rimborsi, sul bonus pensioni. L'Unione Europea ha detto sì. Sistema pensionistico, scrive il Corriere della Sera nel sommario di prima pagina, il Premier, ovvero Renzi, ha confermato che nella legge di stabilità, la prossima finanziaria, il governo interverrà sulla flessibilità in uscita, in modo che l'INPS dia più libertà di scelta tra chi vuole ritirarsi dal lavoro prima con una minima penalizzazione, scrive il Corriere in prima pagina, 30-40%, minima penalizzazione, ma del resto, se uno chiama un furto bonus, cioè un regalo, può chiamare tutto il resto delle cose come gli pare e piace. Una minima penalizzazione per ritirarsi dal lavoro e un assegno più alto invece che chi ci va dopo. Lavori 40 anni in più, ti do il 5% in più, se dobbiamo applicare la logica di questi giorni. Se tu mi vai in pensione con 5 anni d'anticipo ti taglio il 40%. Se mi lavori 40 anni in più ti do il 5% in più. Non è male. Sempre dalla prima pagina del Corriere della Sera abbiamo perso, la frase intercettata nelle indagini, 50 arresti per le scommesse retata sul calcio in Lega Pro e Serie B, l'antitrust sospetta accordi sui diritti televisivi. Questo è l'argomento di gran lunga dominante, occupa pagine e pagine dei giornali di oggi. 50 persone arrestate tra dirigenti, calciatori, allenatori, imprenditori, 77 indagati, 28 partite truccate tra Lega Pro e dilettanti, 33 club coinvolti. Il bilancio dell'inchiesta della Procura distrettuale di Catanzaro sul calcio scommesse spunta l'ipotesi di un accordo Sky Mediaset sui diritti televisivi. Ma c'è un argomentone di quelli importanti in prima pagina sul Corriere della Sera. Ha l'onore della foto. Ma il tacco alto, è obbligatorio o è vietato? E il caso agita il Festival del Cinema di Cannes. Mai scarpe basse sul red carpet, sul tappeto rosso di Cannes. Respinte le spettatrici rasoterra. È tensione a Cannes per il caso stiletto, il tacco alto. Ma a sera tutte di nuovo sui tacchi. Oggi è il giorno del famoso regista italiano Sorrentino, celeberrimo regista italiano, autore di opere favolose. Se è d'obbligo sfilare col tacco 12, proteste al festival, è sessismo, è un argomento sul quale si attende il parere della Presidente della Camera Boldrini. L'accusa, il tappeto vietato alle donne con le scarpe basse, cioè i francesi a Cannes vogliono far sfilare le donne solo col tacco alto. È sessismo, urge intervento della Presidente Boldrini per chiarire i concetti in gioco. Mentre sempre dalla prima pagina del Corriere della Sera le banche preparano la fuga da Londra, lo racconta Fabio Cavalera, preoccupazioni per il referendum europeo di Cameron, l'uscita dall'Europa, il Brexit, la mossa di Deutsche Bank, l'accelerazione del Premier Cameron sul referendum europeo preoccupa la City, la zona degli affari di Londra, che non vede di buon occhio il Brexit, cioè l'uscita del Regno Unito dall'Unione Europea. Deutsche Bank, 9.000 dipendenti a Londra, ha istituito un gruppo di lavoro per valutare l'ipotesi del trasloco dalla capitale britannica, ma non è il primo tra i grandi istituti bancari a preparare la via di fuga, con un impatto che per Londra sarebbe pesantissimo. Poi c'è una notizia terribile in prima pagina sul Corriere della Sera, ma data anche dagli altri quotidiani. Ragazza turca in fin di vita, cantava a un talent show, un colpo alla testa, le hanno sparato alla testa per punirla. Sono sospettati i familiari e il fidanzato. Il suo successo era un affronto, scrive Elisabetta Rosa Spina sul Corriere della Sera. La sua bellezza una provocazione, la sua voce una sfida. Restava un solo modo per impedire a Mutlu Kaya, 19enne turca, di diventare un personaggio pubblico:
ucciderla. Lunedì notte qualcuno si è introdotto nel giardino della sua casa di Ergani in Turchia sudorientale e le ha sparato alla testa attraverso una finestra. Se per una donna nell'Afghanistan dei talebani è un peccato mortale frequentare la scuola e nella Timbuktu del califfo basta azzardarsi a suonare uno strumento, nella provincia curda di Diyarbakir si può pagare con la vita l'audacia di salire su un palcoscenico e impugnare un microfono davanti alle telecamere in abito da sera. Peraltro il vestito di Mutlu Kaya al concorso televisivo turco per nuovi talenti sarebbe apparso casto anche all'Italia degli anni 50. Le braccia nude esibite su Fox TV, secondo la polizia, avrebbero contribuito a scatenare l'ira di una parte della famiglia paterna. Adesso solo i chirurghi possono tentare di annullare questa sentenza di morte con un intervento che si annuncia disperato. Le prossime ore saranno decisive per la sopravvivenza della ragazza che è in terapia intensiva. 4 uomini fermati, soltanto il fidanzato o ex di Kaya è stato trattenuto in caserma. Il 26enne ha ammesso la sua opposizione alla carriera televisiva della fidanzata, ma ha negato la vendetta. Però Kaya lo aveva denunciato 4 mesi fa per minacce, anche se la querela era stata ritirata e la coppia si era apparentemente riappacificata. La ragazza era partita per Istanbul angosciata dall'astio dei parenti. Si era confidata coi produttori televisivi. Quando hanno saputo che avrei partecipato al concorso, hanno detto che mi avrebbero uccisa. Il padre respinge ogni sospetto, scrive il Corriere della Sera in prima pagina. Sempre dalla prima pagina, tornando invece alle cose italiane, l'articolo e il commento di Antonio Polito sulla questione della equità fra le generazioni. Quanti equivoci e malintesi. Lo storytelling, cioè la capacità di raccontare le favole, le storie, le frottole, le panzane, è l'ultimo grido della comunicazione politica, scrive Polito. E pensare che ci scherzavamo su quando ce la raccontava Vendola e si chiamava narrativa, eppure già allora funzionava, visto che portò un giovane comunista colorecchino al governo della Puglia e ce l'ha tenuto per ben 10 anni, scrive Antonio Polito. Ma l'arte di governare la realtà, fingendo di seguire un preciso disegno di cambiamento, ha anche i suoi rischi, soprattutto quando chi è al potere cede alla tentazione di presentarsi come un vendicatore dei torti del passato e paladino di una nuova era di giustizia sociale. A furia di aizzare la sete di giustizia si possono creare più aspirazioni di quante sia possibile realizzare, e anche meno giuste, talvolta addirittura egoistiche e vendicative. È il discorso che facevamo ieri. Continuano a vendere sta furto sulle pensioni come una questione per i giovani, cioè noi derubiamo i vecchi per favorire i giovani e mettiamo gli uni contro gli altri. Il mito della giustizia sociale, scrive giustamente Polito, può essere un alibi ingannevole. A furia di parlare di equità si alimentano aspettative difficili da soddisfare. Per esempio, quando a proposito di pensioni non si illustrano tutti gli aspetti dei metodi retributivo e contributivo, o quando nel mondo scolastico si creano divisioni fra i precari. Questi temi di prima pagina del Corriere della Sera. Andiamo rapidamente anche alla cronaca milanese e lombarda. Sul reddito, il sussidio lanciato da Maroni, una sfida trasversale, scrive Marco Cremonesi. Non siamo ancora sicuri se Maroni riuscirà a portare a casa il reddito di cittadinanza da lui proposto, ma il Partito Democratico al momento non sembra intenzionato alle barricate nei confronti di un provvedimento che sembra di sinistra. Anzi, l'assessore comunale Maiorino propone che la riforma diventi interistituzionale e trasversale. Collaboriamo, insomma. E sempre dalla cronaca lombarda, ma trovate ampi riflessi anche nelle pagine nazionali dei quotidiani: cene in Versilia, tavoli VIP, film porno, di tutto con le carte di Ferrovie Nord Milano, società controllata dalla regione Lombardia. La passione della famiglia di Norberto Achille, 71enne, ingegnere, laureato al Politecnico, in Ferrovie Nord da 17 anni, già presidente, indagato per 570.000 euro di rimborsi. Ieri le dimissioni. Arriva al suo posto il leghista Andrea Gibelli, oggi segretario generale della regione Lombardia. Norberto Achille, presidente delle Ferrovie Nord Milano, un dinosauro sopravvissuto alle glaciazioni della politica, lo definisce il Corriere della Sera. Mentre è giallo per un comasco in Kenya, 2 colpi di pistola a bruciapelo, ucciso in casa di notte, aperte tutte le piste, aveva lasciato Porlezza 2 anni fa. Paolo Rusconi, 48 anni, capomastro, è stato ucciso con 2 colpi di pistola vicino a Nairobi.
Per la cronaca lombarda del giornale, invece, anzi milanese, nelle zone a 30 km all'ora di massima velocità, sedie e tavolini, si può occupare il Deor, che prendono il posto delle auto in sosta. Rivoluzione viabilità a Milano. Sedie e tavolini al posto di auto parcheggiate. In sostanza, il nuovo regolamento di occupazione spazi e aree pubbliche prevede la possibilità per bar, locali e ristoranti di mettere dei Deor nelle strade quando c'è il limite di 30 km orari. In particolare, le attività commerciali potranno posizionare il Deor in un'area destinata a parcheggio pubblico, rispettando la modularità del posto auto e non invadendo le corsie di manovra. Il plateatico non potrà superare lo spazio di 2 aree per la sosta gialle o blu per un massimo di 10 metri per 2. Mentre accordo sul reddito di cittadinanza, 700 euro solo a chi ne ha bisogno, in regione il centrodestra dice sì a un contributo sociale non a pioggia per gli italiani residenti in Lombardia. Puntualizza la Lega, non c'entra con la proposta di Grillo. Il quotidiano nazionale, il Giorno Nazione, Resto del Carlino, mette tra le altre cose in prima pagina quell'importantissima questione che abbiamo visto in prima pagina anche sul Corriere della Sera: colpi di tacco a Cannes, scarpe basse vietate sul red carpet, insorgono le dive, è sessismo. E sempre dalla prima pagina, a proposito di Francia, niente quote, il presidente Hollande si sfila, ira di Renzi sui migranti, l'Italia in difficoltà. La Repubblica dell'azzardo, invece, il titolo dell'editoriale firmato da Roberto Pazzi sulla questione del calcio. Andavamo a vedere i giovani calciatori pensando di assistere a un incontro onesto fra squadre del cuore, così non era, i risultati erano truccati, le scommesse drogate e vendute. La metafora del gioco più antico, quello della guerra, dove competitività e scontro erano simbolici, in realtà era moneta falsa. La vera moneta era stata in precedenza giudicata dall''ndrangheta e da altre organizzazioni mafiose arrivate fino al cuore del calcio anche giovanile, fino a ieri il più lontano dagli sporchi interessi. Quello che più evocava ancora le partite di Umberto Saba, il grande poeta che aveva cantato la passione per il calcio. Che bene si salva in Italia dalla febbre dell'azzardo, dalla corsa a contagiare sempre inediti scenari, da questo ridurre tutto a un nuovo settore d'appalto per far girare altro denaro, si domanda l'editorialista del quotidiano nazionale in prima pagina. La scoperta che fa più male, a parte la pena di vedere contaminata la giovinezza, è il sistema sovranazionale che emerge fra serbi che erano in grado di fornire informazioni anche sul campionato cinese e scommettitori russi, albanesi, maltesi, kazaki. Gli italiani nel 2014 hanno speso 90 miliardi di euro nel gioco d'azzardo. Una settantina sono rientrati ai giocatori come vincita, 20 sono andati perduti. Gli italiani malati di gioco d'azzardo sarebbero 800.000, 2 milioni quelli a rischio. 98 miliardi di penale, bla 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 bla. Mentre a pagina 8 la questione della previdenza, via libera dell'Unione Europea al regalo del ministro Poletti, perché siate contenti, vecchiacci infami che continuate a percepire le pensioni, siate contenti che vi regalano un furto. Non è bello avere regalato un furto? E tagli fino al 30% per chi esce prima, cioè tu te ne vuoi andare un paio d'anni prima in pensione, ti taglio il 30%, giusto appunto. Se però lavori 50 anni di più, ti do lo 0,1% in più. Non sei felice? Si lavora alla flessibilità, che ormai è una parola che credo in molti, appena la si senta o la si legga, genera l'orticaria, la flessibilità. L'inferno degli esodati è invece il titolo del commento di Raffaele Marmo, sempre sul Quotidiano Nazionale. Ora Renzi si occupi degli altri dannati della previdenza. Avviata a soluzione, sia pure in maniera parziale, la partita della sentenza della Corte Costituzionale sulle mancate rivalutazioni, definito il percorso per pensionamenti più flessibili, rimane aperta la ferita degli esodati, scrive Marmo. Stretti fra l'emergenza rimborsi e l'esigenza di alleggerire i requisiti per coloro che ancora lavorano, gli esodati, cioè senza assegno, senza stipendio, appaiono oggi i dimenticati della previdenza. Questi invisibili, questi fantasmi, esistono ancora. Sono persone in carne e ossa, rimaste in mezzo al guado, un limbo che per ognuno di loro si è trasformato in inferno. Ci sono state 6 operazioni di salvaguardia dal 2012, tutte sulla scorta di numeri approssimati e stime provvisorie, tanto che i conti di ognuna si sono rivelati sballati, tutte compiute sull'onda di spinte emotive,
più che leggi, scialuppe di salvataggio calate all'ultimo nel mare della disperazione di migliaia di uomini e donne che in una notte di dicembre 2011, Fornero, Mario Monti, si sono ritrovati con i programmi di vita sconvolti. Il problema però è che nonostante le salvaguardie, scrive ancora Marmo, ci sono almeno 50.000 persone che, pur trovandosi nelle condizioni degli esodati, non hanno avuto a disposizione alcuna scialuppa e sono in mezzo ai flutti. Se si vuole chiudere davvero la stagione degli eccessi e delle rigidità della riforma previdenziale del 2011, Fornero-Monti, non si può non tener conto anche di questi ultimi dannati della previdenza. La soluzione c'è, è a portata di mano. La deputata PD Gnecchi ha presentato una proposta per una settima salvaguardia destinata alla metà degli interessati potenziali. Basta un passo e si può chiudere una delle pagine più dolorose. Tra l'altro, questi geni del governo tecnico che dovevano salvare l'Italia dal baratro, Mario Monti in primis, quanti guasti hanno provocato? Questo è l'ultimo. Ma Mario Monti chi l'ha sentito in questi giorni? Ha dichiarato qualcosa? Ha detto qualcosa? Il principe, il re dei tecnici? Mentre ci dà una notizia clamorosa, il Quotidiano Nazionale a pagina 9, ai pensionati piace il bonus. L'avevamo detto ieri, è un regalo, ti regalo un furto, ti rubo, ti derubo. Invece di darti quello che ti dovevo, ti do un quinto, un decimo, un ventesimo, un quarto se ti va benissimo e di lusso, ti rubo il 75% minimo, non sei felice? Eh sì, sono felici. I pensionati sono felici, scrive il Quotidiano Nazionale. È un regalo inatteso, dicono. E gli esperti, i sondaggisti, confermano. Questo bonus, Poletti, viene percepito come gli 80 euro, cioè è un regalo. Dice Roberto Weber, presidente di XE, uno degli istituti sondaggistici, Renzi ha avuto fortuna. Il decreto arriva a pochi giorni dalle urne. Non c'è dubbio che una parte di pensionati pensa che il bonus restituisca quanto tolto da altri governi, perché abbiamo un popolo di cretini, i deficienti. Dice naturalmente tra le righe il sondaggio e il giorno, e il Quotidiano Nazionale. Intanto, sempre il Quotidiano Nazionale nota che Renzi è all'offensiva su TV e radio. Secondo i suoi teme i delusi dalle riforme. Insomma, allora, sono felici sti fottuti o sono delusi? Mettiamoci una parola chiara sulla questione. Maratona mediatica del Premier per spiegare l'azione di governo, forse perché c'è un po' di paura. Il governo Renzi sta nei TG Rai il 37,6% del tempo contro il 27% di Berlusconi nel 2010. Ma dai. Infine, sempre dal Quotidiano Nazionale di oggi, a pagina 19, una segnalazione rapida sugli sfizi di famiglia a spese dell'azienda e se ci beccano facciamo il botto, dicevano Norberto Achille, presidente delle Ferrovie Nord Milano, e i suoi familiari e amici. Il presidente delle Ferrovie Nord Milano è indagato e si è dimesso dal gruppo. Ristoranti, locali notturni di lusso per 17.000 euro, vestiti 14.500, bella vita, film porno e compagnia cantante. Le intercettazioni hanno rivelato spese pazze in famiglia con la carta delle Ferrovie Nord. Ma nessuno si è mai accorto di un tubazzo alla regione Lombardia, che a chi doveva controllare naturalmente, però adesso arriva il leghista Gibelli e rivolta come un calzino le Ferrovie Nord Milano. La prima cosa infatti che fa, dicono i giornali, sarà la due diligence, come dicono quelli che parlano bene, cioè una bella guardata ai conti. Attenzione, l'ISIS sta tremando perché arriva un'ondata di laicismo paurosa in Medio Oriente. C'è l'alleanza fra Oscar Farinetti, Natale Oscar Farinetti, Italy e le cooperative rosse. Italy Coop, l'alleanza per il Medio Oriente, titola il Quotidiano Nazionale. Magazzino Italia è il nuovo progetto di Farinetti. Si parte però da Dubai per correre un po' meno rischi, diciamo così. Si chiama Magazzino Italia, il nuovo progetto di Farinetti che punta a conquistare il Medio Oriente insieme alle cooperative rosse, sue azioniste. La Stampa di Torino apre la prima pagina con la sfida della riforma delle pensioni. Del furto ai pensionati non si parla più, se ne è parlato mezza giornata, è già troppo. E poi anche ieri, con calma, con i distinguo, con tutto, con la maniera soft di presentare le cose in prima pagina. L'avesse fatto un altro governo, qualsiasi, no, non è vero, perché anche Mario Monti ha fatto cose orrende ed era invece l'uomo perfetto. E oggi sta zitto. Zitto il senatore a vita a godersi i suoi 20.000 euro al mese. La sfida della riforma delle pensioni, ti mette la Stampa
per presentare un'altra delle imprese dell'indomito Premier. L'ipotesi è fuori a 60 anni con assegno ridotto di 1/4 o del 30%. Non sei contento? Infame cittadino. Quante cose sta facendo per te il Premier e tu non le capisci e fai finta di non capirle. Ma quando le capisci esulti come i pensionati che ci ha raccontato il giorno prima il quotidiano nazionale. Sono felici, è arrivato un regalo per Diana. Po' farbacco. Governo e INPS puntano a cambiare entro giugno la legge Fornero. Il Premier dice diamo a tutti la libertà di scelta. Certamente, vuoi andare in pensione prima? Ti taglio del 30% la pensione. Libertà di scelta si chiama. A pagina 3 c'è l'intervista di Francesco Manacorda al presidente dell'INPS Tito Boeri, che da quando si è renzianizzato al 100% è intervistatissimo in TV e sui giornali. Bene la scelta del governo sui rimborsi, dice il presidente Boeri, una volta economista. Così ci saranno i soldi per i più poveri. Capito? Perché se non fottevamo i pensionati non potevamo dare qualcosa ai più poveri, ai giovani, agli immigrati, tutte le categorie deboli immaginabili e possibili, alle donne che non possono mettere il tacco basso a canne, tutti si aspettano qualcosa attraverso il furto delle pensioni. A giugno proposte su reddito minimo garantito e riforma della legge Fornero, annunzia il presidente dell'INPS. Credo che oggi la sfida principale per il paese, dice Boeri, sia contrastare la povertà che è aumentata nella fascia tra 55 e 65 anni, per cui giustamente togliamogli un po' di soldi ancora. I vitalizi dei politici sono un campo in cui l'INPS non c'entra, ci spiega Boeri, ma non lo sapevamo noi. No, non sapevamo che è la Camera o il Senato o i consigli regionali. Su cui però vogliamo fare luce, promette il presidente Boeri intrepidamente. Vogliamo arrivare a rendere pubblici anche i dati dei politici, per Bacco, Pofarbacco e per Diana. A giugno faremo una proposta completa, annunzia Boeri, per modificare la riforma Fornero. Adesso stiamo irrigidendo le regole di uscita, innalzando i requisiti, mentre quando passeremo al contributivo puro avremo più flessibilità, che sarà sostenibile. Contributivo puro, più flessibilità, sostenibile significa abbiamo un bel futuro di merda davanti, tradotto in soldoni e in maniera molto 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 volgare, per carità. Alla pagina 5 invece della Stampa c'è una curiosa vicenda raccontata da Mattia Feltri a Padova, un istituto cattolico che perde l'orientamento. Che hanno fatto in questo istituto cattolico? Più che l'orientamento sessuale, a diventare instabile è l'orientamento e basta, scrive Feltri. La storia di una scuola elementare di Verona segue logiche ignote. In un istituto cattolico è stato introdotto un corso di affettività e sessualità affidato a psicologi che hanno buttato giù un progetto per i genitori, i quali si sono scambiati le prime impressioni su WhatsApp, che si è confermato il più moderno generatore di ansie. Il corso è teso a installare le teorie dei gender nei nostri ragazzi. Secondo la teoria, un conto è il sesso che ci è dato alla nascita, altro è il genere verso cui ci indirizza la vita sociale. L'approdo di queste dottrine, dicono i genitori, è l'avviamento dei bambini, fin dall'infanzia, alla masturbazione infantile, in modo che conoscano se stessi e un giorno sappiano scegliere l'inclinazione sessuale a loro più affine. Se uno scopre che gli piace solo la masturbazione, di che genere è? Maschile, femminile, neutro? Che cavolo è? A favorire la tendenza sarebbe la riforma della buona scuola, precisamente in un emendamento di quelli pieni di buone intenzioni per evitare che gli studenti siano discriminati per genere. Una riforma presa un po' troppo alla lettera, proprio da una scuola cattolica, voluta da un presidente del Consiglio che si è formato nei Boy Scout ed è considerato da sinistra il più vile traditore. Ma siccome non basta, ad ergersi in difesa dell'istituto e dei corsi ci hanno pensato le suore, spostandosi pericolosamente a sinistra della psicosi da WhatsApp. Un po' complicata, sebbene sia un poche righe il modo di dare una notizia. Pare che in una scuola cattolica abbiano fatto un corso di teoria del gender. Teoria che in estrema sintesi dice non importa che tu nasca maschio o femmina, importa cosa tu ti senti di essere poi nel futuro. Vabbè, sono robe importanti come i tacchi a canna queste qui. Mentre in Libia c'è l'allarme del Pentagono, è una scoperta anche questa, la Libia sta diventando la base dello Stato islamico. Lo ha scritto il Wall Street Journal, combattenti, soldi e addestratori inviati da Siria e Iraq.
L'intelligence di Hezbollah conferma: sono pronti ad attacchi in Europa ed Egitto. Ma non ci crediamo, l'ha detto Alfano. Noi ci fidiamo del nostro, e sottolineo 10 volte nostro, ministro dell'interno Alfano, il quale ha detto che non risulta. Hai voglia il Pentagono, l'FBI, l'intelligence di Hezbollah, vuoi metterli in confronto ad Alfano? Alfano ha detto che non risulta che ci siano degli attacchi possibili in Italia o in Europa e che tutta la brava gente che arriva è la più buona del mondo, quindi noi crediamo ad Alfano. Radio Padania Libera, la tua radio. Solo da Lidl gusti la freschezza di frutte e verdure italiane in formato XXL. Da domani, pomodori ciliegino 500 grammi più 150 gratis a 1,69 euro e carote 1 chilo più 250 grammi gratis a soli 99 centesimi. Solo freschezza e qualità. Solo da Lidl. Non cambiare stile di vita. Cambia supermercato. Lidl. Anch'io. Scusi, lei per favore, mi spiace, sono in ritardo. Velocissimo, perché pensa che 5 milioni di italiani affidano la protezione sanitaria a Unisalute? Non so perché. Unisalute è il numero 1 nell'assicurazione salute, è del gruppo Unipol. Ah, allora quando c'è Unisalute c'è tutto. Oh! Ci sono tanti oh, ma uno solo è realmente nuovo. Il nuovo oh da Opel. Nuova corsa Premium Class Innovations. Oggi è anche GPL Tech. Un pieno con soli 19 euro. Gamma nuova corsa da 9.550 euro. Scopri tutto su opel.it. Sabato e domenica. Oh. Per la tua pubblicità su Radio Padania Libera, chiama il numero 02 66 23 44 22. Sulla questione dell''ndrangheta e scommesse c'è da segnalare sulla Stampa di oggi anche un breve articolo di Paolo Colonnello su Monza, anzi sulla squadra di calcio del Monza, preda facile, abbandonata al malaffare, senza stipendi da 10 mesi, la caduta di un club da coinvolgere nelle frodi sportive. Il direttore tecnico della squadra, Pasini, dice: già stavamo lottando per rimanere in Lega, ora rischiamo una mazzata che potrebbe ammazzarci. Gli stipendi non si vedono da luglio, le trasferte pagate dai tifosi, le docce calde non si potevano più fare fino a 2 giorni fa per le bollette scadute. Benvenuti al Monza Calcio, 103 anni di storia nel cuore della Brianza produttiva, scrive il signor Colonnello. Nella pagina degli esteri, invece, della Stampa, qualche suggerimento ai pensionati italiani. Prendete esempio dai vecchietti inglesi, una banda di vecchietti dietro il colpo di Pasqua da 200 milioni di sterline a Londra, 7 arresti, il veterano della banda ha 76 anni, altro che esodati, 200 milioni di sterline di colpo in banca. Mentre al Salone del Libro dell'anno prossimo, ospite d'onore l'Arabia Saudita, ci sarà una bella sfilata di boia e di teste umane mozzate. Troppe condanne a morte in Arabia Saudita, il governo assume boia. Giro di vite, racconta Maurizio Molinari, da quando Salman è il nuovo re, quello che doveva essere più illuminato, progressista, aperto come al solito, e ora mancano sciabolatori qualificati. C'è in Italia qualcuno in grado di fare sto simpatico lavoro? Può proporsi eventualmente, previa conversione all'Islam, in Arabia Saudita. Da quando Salman è divenuto re in Arabia, le condanne a morte si sono moltiplicate fino al punto da mettere a nudo la carenza di boia per eseguirle, e il governo è ora obbligato a mettere inserzioni pubblicitarie per reclutarne di nuovi. Sono gli ospiti d'onore al prossimo Salone del Libro. Quando si dice far funzionare la testa, no? Leggere aiuta a far funzionare la testa. L'Arabia Saudita aiuta a perderla la testa. Fisicamente però, mentre il Tutto Scienze della Stampa di oggi si occupa di una verità che non si dice. In corsia ancora troppi errori. È la denuncia di una oncologa insieme a quella di uno psichiatra, la professoressa Surbone, intervistata, Antonella Surbone, oncologa e docente alla New York University. E sempre dalla Stampa di oggi, per chiudere, una pagina eccezionalmente presente, quella della cronaca di Torino, dove il presidente del Piemonte, l'ex sindaco Chiamparino, risponde al caro Matteo, Renzi naturalmente: ho aumentato l'IRPEF per colpa dei buchi ereditati dal passato. Sono le mutande verdi di Cota che hanno lasciato i buchi nel bilancio del Piemonte, dice Chiamparino.
La risposta di Chiamparino al premier Renzi, che ha chiesto spiegazioni sul perché salgono le tasse locali. Questo naturalmente non fa che confermare la straordinaria realtà virtuale in cui viviamo, cioè il governo taglia alle regioni e poi il capo del governo dice alle regioni: ma che cazzo ci avete da lamentarvi e perché cazzo mai aumentate le tasse? Cos'è che vi succede? Pazzi? Il governo taglia i soldi alle regioni a più non posso. Quelli si rifanno su di noi naturalmente perché pagano sempre i soliti due patroni d'Italia, Felice Pantalone e Felicita Sacoccia, i quali devono metterci del loro. Comunque questo taglia e poi dice: ma come mai voi aumentate le tasse? Quell'altro gli risponde: è colpa delle mutande di Cota. Mi ha lasciato in mutande a me, lui ce l'aveva verdi, io non ce le ho più, dice Chiamparino, e mi tocca toglierle ai cittadini, le mutande. Ma andiamo in prima pagina su Repubblica. Qui abbiamo svariati argomenti di estremo interesse, oltre al calcio truccato, i nuovi stregoni del biotecnologico che ci allungheranno la vita, il racconto è di Federico Rampini da Berkeley, ed è molto interessante il futuro che si prospetta uscendo dal campo delle tasse, della flessibilità e compagnia bella, anche dal punto di vista biologico, la corsa all'immortalità, ma poi uno si dovrebbe anche domandare: ma che cavolo ci sto a fare io in questo mondo qua dove si sta espandendo tutti i bei tizi tipo quelli là appunto vestiti di nero e compagnia bella, ne portiamo qua a bizzeffe tanto per non farci mancare nulla, e visto che un domani dovremo costruire la nuova società, quella che si è vista anche l'altro giorno a Milano all'Akbar davanti al Duomo. Le tasse aumentano costantemente, la proprietà è un furto, quello che ti devono te lo portano via. E io voglio essere immortale? Voglio continuare a vivere sempre di più fino a 140 anni? Sì, in effetti sì, perché bisogna lavorare fino a 139. La corsa all'immortalità è la nuova sfida dei padroni della rete che investono nei laboratori a pochi chilometri dalla Silicon Valley. Ne è nato un polo di ricerca che ha messo nel mirino la cura del cervello. Siamo nella fabbrica della vita. Parkinson e Alzheimer, la domanda non è più se, ma quando sarà possibile curarli. I nuovi stregoni ci allungheranno la vita, racconta Rampini. Sempre dalla prima pagina, Paolo Brera: sei italiano, a Euro Disney paghi il doppio di francesi e belgi. Sono proprio cattivi sti francesi. La strana regola di Euro Disney, prezzi più alti per italiani e tedeschi. Un rapporto del Parlamento europeo, mi ha capito a cosa serve, svela che il gigante del divertimento pratica tariffe diverse a seconda della nazione di provenienza dei visitatori. Anche qui urge qualche intervento politicamente corretto, ma non è solo. Nell'Europa del mercato unico, viaggi, vestiti e auto cambiano costo di paese in paese. Anche questa è una fantastica scoperta che fa Repubblica. Una famiglia belga paga 865 euro per 2 giorni. Per chi arriva da Roma il conto è 1339 euro. E io devo spendere 1339 euro per andare a Euro Disney? Qui il difetto è nel manico, come recitava un antico proverbio lombardo, cioè in chi decide di fare una cazzata del genere. Scusate, oggi ho un linguaggio un po' così, troppo aulico probabilmente. Se non vi piace fatemi avere dei messaggi, cambio subito il registro. Sempre dalla prima pagina di Repubblica poi c'è la lettera di Aida, la ragazza di Pisa che ha ricevuto le lettere razziste. Cari compagni, la mia pelle è nera ma il sangue e i sogni sono uguali ai vostri. E pare tra l'altro che questa ragazza sia molto brava a scuola, non conta la pelle ma ciò che c'è dentro, vorrei farlo capire anche ai miei compagni. La 14enne senegalese scrive a Repubblica: la scuola c'entra poco, questo è razzismo da vigliacchi o stupideria pure semplice che c'è sempre stata purtroppo. Vivo bene qui, scrive la ragazza, e mi sento per metà italiana, non condanno la città o l'istituto per degli stupidi, dice giustamente la ragazza, nome di fantasia, Aida, per tutelarla. Hanno rovinato l'atmosfera della classe ma non avranno quello che vogliono. Non mi nasconderò, dice altrettanto giustamente la 14enne senegalese. Sempre poi dalla prima pagina di Repubblica, Marine Le Pen, frontiere chiuse, quei barconi vanno respinti, è l'intervista che tra un po' vedremo più in dettaglio, perché a pagina 7 c'è un'altra intervista a Damiano Tommasi, presidente del sindacato dei calciatori, il quale fa una considerazione in relazione allo scandalo 'ndrangheta, calcio scommesse, romanzo criminale, partite truccate, Lega Pro e dilettanti, 50 arresti, 30 squadre coinvolte. Ma dice giustamente, direi, Tommasi, che errore permettere le scommesse e le puntate anche nelle serie minori, anche nella Lega Dilettanti.
nel calcio, diciamo così, dilettanti. E in effetti uno si domanda, ma perché permettere le scommesse anche ai livelli più bassi, diciamo così, e amatoriali dello sport? In ogni caso, lasciamo questo drammatico capitolo che occupa pagine e pagine dei giornali di oggi per passare all'intervista di Anaïs Ginori da Parigi a Marine Le Pen, la leader del Front National francese. L'Unione Europea è complice dei trafficanti, i barconi vanno fermati e respinti. Col piano di Bruxelles sui flussi di rifugiati ci saranno ancora più scafi della morte. L'unica soluzione è chiudere le frontiere. Il diritto d'asilo, 9 siriani su 10 sono fondamentalisti islamici, dice Marine Le Pen. Rimandiamo i battelli verso i porti di partenza, chi fugge non pagherà più gli scafisti. Il piano dell'Unione Europea ci espone a gravi conseguenze. Gli immigrati non aiutano l'economia. Io e mio padre Jean-Marie non ci parliamo più, voleva sabotare il Front National, ma ha fallito. L'Europa è impotente, dice Marine Le Pen in questa intervista a Repubblica. L'Europa cerca solo di occultare la sua inefficacia per arrestare i flussi migratori. Si tratta di un messaggio di incitamento ai trafficanti, così ci saranno ancor più barconi della morte nel Mediterraneo. Il piano della Commissione europea è al centro delle considerazioni di Marine Le Pen. Non volendo ristabilire le frontiere, come bisognerebbe fare, la Commissione fa finta di organizzare i flussi. L'Unione Europea fa proposte senza un criterio ragionato, esponendoci a conseguenze sempre più gravi. Quanto alle quote di migranti da ripartire tra i paesi, siamo contrari a qualsiasi quota di immigrazione imposta da Bruxelles. I paesi sono sovrani e ognuno deve poter decidere chi accogliere. Circa l'idea di una nuova offensiva in mare per fermare i barconi, l'unico modo di fermare questi barconi è rendere la loro attività inefficace. Nel momento in cui l'Europa propone una nuova fantomatica gestione dei flussi, possiamo essere certi che i trafficanti stapperanno champagne. Per evitare nuovi naufragi nel Mediterraneo, l'esempio è l'Australia, dice Marine Le Pen. 0 migranti illegali e 0 vittime al largo delle coste. Per metterli in sicurezza, i barconi, bisogna fermarli e rimandarli verso i porti di partenza. Se lo facciamo per 20 volte, la 21esima i migranti smetteranno di pagare i trafficanti. Si sono sentite discussioni incredibili in questi giorni, no? Tipo, ma cosa fai? Li riaccompagni fino a là e poi quando arrivi sulla costa libica trovi quelli dell'ISIS che ti sparano, dunque è come fare la guerra. Beh, insomma, io ti do un bel tanicone di benzina, ti giro la prua come fanno le navi australiane e ti dico adesso te ne vai di là, capito? Non è che c'è bisogno che ti accompagno fino alla costa, ti torni con le tue navi, col tuo barcone da dove sei venuto, ti rifocillo, ti do da mangiare, ti curo, ti do le medicine in mare, dopodiché ti dico girata la prua, torni da dove sei venuto. E non credo che sia sballata l'osservazione di Marine Le Pen, se si fa per 20 volte così, alla 21esima magari l'hanno capita. Soddisfatta dell'opposizione del governo socialista all'idea delle quote? Chiede l'intervistatrice. Non ho alcuna fiducia nel governo, risponde Marine Le Pen, e neppure nell'Europa, che continua a dirci che l'immigrazione aiuta la crescita economica. Come ha sostenuto ieri uno dei commissari dell'Unione Europea, non ricordo neanche il nome, ma tanto sono tutti robot tecnocrati, dice Le Pen. Ci sono diversi studi di economisti che sostengono l'importanza dell'immigrazione. Probabilmente sono economisti venduti, risponde Marine Le Pen. Io ascolto solo il popolo che non vuole nuovi immigrati. Il diritto d'asilo, almeno quello si può garantire? Deve essere riservato solo alle vittime di regimi, risponde Le Pen, ma è comunque complicato. In 9 casi su 10 i siriani che si presentano come perseguitati da Bashar al-Assad sono in realtà fondamentalisti islamici. Prendiamo anche loro? Cosa vorrebbe fare? Chiede Ginori. È necessario, risponde Le Pen, delegare ai consolati e alle sedi diplomatiche l'analisi dei dossier nei diversi paesi di provenienza, senza aspettare che i richiedenti siano già arrivati in Europa. L'Italia deve rimanere sola nell'accoglienza ai migranti? L'unica soluzione, risponde Marine Le Pen, è chiudere le nostre frontiere. Si può creare una forza marittima bilaterale tra Francia e Italia, ma solo per ricondurre i barconi verso i porti di partenza. Chiudere anche la frontiera tra Francia e Italia? Bisogna ristabilirla con la fine immediata di Schengen. È nell'interesse anche dell'Italia. In Libia, quale sarebbe la soluzione? Rivedere le nostre relazioni diplomatiche, allearci subito con le forze siriane. Con Bashar al-Assad è
è il meno peggio dei fondamentalisti islamici che ora sono anche in Libia. In politica estera scelgo il male minore, prosegue Marine Le Pen. E comunque Assad non era meno dittatore quando veniva accolto a Parigi insieme a Gheddafi, invitati entrambi da Nicolas Sarkozy. Cosa pensa del nuovo nome dell'UMP, che si chiamerà Les Républicains? È l'ennesima manovra, risponde Le Pen, per tentare di occultare le responsabilità che pesano su un partito che ha governato per 10 anni la Francia. Sarkozy vuole evitare che lei, Marine Le Pen, continui a dire UMPs, facendo confusione tra destra e sinistra. Certo, pensa che siamo degli idioti, continueremo a chiamarlo UMPs, cioè UMPS, come Partito Socialista PS. Siede al Parlamento Europeo, accanto a suo padre vi siete parlati, non ci parliamo più. E con questo abbiamo esaurito l'intervista di Repubblica a Marine Le Pen. Intanto la rete di Fitto, inteso come Raffaele Fitto, Forza Italia, ex Forza Italia, quel che l'è, l'ex presidente della Puglia, per puntare alle primarie si allea con Meloni, Tosi, Verdini. Nasce l'associazione Conservatori e Riformisti. Conservatori e riformisti, i gruppi dopo. Berlusconi dice i politicanti se ne vanno, usano Forza Italia come un taxi. Silvio è un pirla, dopo il voto salta tutto. Così si esprime invece Umberto Bossi, presidente federale della Lega Nord, intervistato dalla Repubblica di oggi. Cosa succede il 1° giugno al centrodestra? Salta tutto in aria, dice Bossi. Per ricostruire il centrodestra ci vorranno almeno 5 anni. In Puglia perde di sicuro, forse in Liguria il miracolo, in Veneto vinciamo. In Liguria però, dice Bossi, hanno tolto il candidato leghista e i nostri voteranno un po' come viene. Intanto però salta tutto dopo le regionali e parlo di Berlusconi. Berlusconi non ha più soldi, ha bisogno di denaro. Cosa deve fare? La sinistra l'ha massacrato, poi si sono messi i magistrati. Se potesse non lascerebbe, però dove va? Ha votato una legge elettorale del cazzo, dice Bossi. Mi sono rotto i coglioni, è un pirla, non vado più a casa sua a incontrarlo. Perché uno che vota una legge, che è il suo suicidio, è un pirla, dice Bossi, fa fuori le coalizioni, è un danno anche per la Lega. E sempre da Repubblica, dopo l'intervista a Umberto Bossi, la questione della diffamazione, la legge sulla diffamazione, salvi web e blog, ma rettifiche entro 2 giorni. Alla Camera rispunta il minimo da 5.000 euro per le multe e misure contro le querele temerarie. Intanto il signor Norberto Achille, presidente delle Ferrovie Nord Milano, si guardava i film porno, andava al Twiga di Briatore, faceva la bella vita con la carta aziendale della regione Lombardia. Da presidente delle Ferrovie Nord Milano si dimette con rammarico, dice lui, te credo, il super manager indagato Norberto Achille. Le intercettazioni col figlio, se ci beccano facciamo il botto, cazzarola. E sempre da Repubblica, a pagina 33, invece una bella notizia, è una bellissima bambina che suona il violino. Pare che sia un genio perché compone anche. È britannica, di origini tedesche, si chiama Alma Deutscher, 10 anni. Little Miss Mozart la chiamano. Alma il genietto che a 10 anni scrive sinfonie. L'Inghilterra impazzisce per la piccola Deutscher, un prodigio della musica classica. Tra lo scetticismo dei critici ha interpretato a teatro il suo nuovo concerto per violino. E infine, sempre da Repubblica, pagina 36, che ci troviamo a pagina 36, l'articolo, anzi l'intervista interessante di Juan Cruz, tratta da El País, a Hans Magnus Enzensberger. L'Europa balla sul Titanic, ma ci stiamo abituando. Dal pessimismo storico all'elogio dello scetticismo, un'intervista a Hans Magnus Enzensberger. Il secolo scorso conobbe illusioni e disastri. In Europa le guerre, ci furono anche speranze. Maggio 68, la rivoluzione cubana, naufragate per la delusione di chi aveva creduto che lì fosse cominciata la nuova storia. Tra i primi a intravedere il disastro dopo l'illusione ci fu Hans Magnus Enzensberger, poeta e saggista tedesco, ha scritto anche un libro sull'Europa, Il mostro buono di Bruxelles, e che nel 78 pubblicò La fine del Titanic, un poema ironico e arrabbiato che affonda le sue radici in quell'esperienza, il cui emblema principale si sarebbe logorato quanto il poster di Che Guevara. Adesso arriva una nuova dimostrazione del disinganno di Enzensberger rispetto ai tempi, le considerazioni del signor Z, pubblicato in Italia da Einaudi.
Non è difficile immaginare che il signor Z di questo racconto sia lo stesso autore, quest'uomo di 87 anni, alto, elegante, estremamente ironico, che a Monaco di Baviera ci accoglie, scrive Juan Cruz, nel suo studio ben illuminato, dove raccoglie i lumi della sua vasta saggezza e che ha uno spirito allegro e giovanile. Il signor Z dice nel libro che a una certa età come sta è una domanda molto delicata. Lei come sta? Dal punto di vista della salute, bene, risponde lo scrittore tedesco. Continuo a fumare moderatamente. In questo senso non sono eccessivo. Non ho bisogno di cocaina. C'è un proverbio italiano che dice non c'è limite al peggio. C'è sempre una possibilità di andare anche peggio, ma è anche una consolazione, perché tutto potrebbe essere peggio di adesso. Non ha ancora finito di peggiorare. Il libro mette in guardia contro l'eccesso di informazioni, internet e telefonini. In questo senso, dice l'autore tedesco Enzensberger, c'è una parte reazionaria nel mio signor Z. Naturalmente questi apparecchi non gli piacciono. Non ha il cellulare, lo rifiuta. Non ha Twitter, no per favore, che orrore. Ci sono in lui tutti gli aspetti, il saggio ma anche il provocatore, il guru e il pagliaccio. È tra Socrate e Jeff Koons. È vero, questa è un'enciclopedia che mette in guardia contro la stupidità umana, ma ho la cortesia di scrivere libri brevi. Credo che sia più gentile che imporre al pubblico libri di 1000 pagine. La vita non è tanto lunga. Sarebbe presuntuoso mettere a disposizione della gente volumi così pesanti. Le ultime cose che ho scritto, dice Hans Magnus Enzensberger, questa intervista interessante che Repubblica pubblica nelle pagine di Cultura, 36-37, le ultime cose che ho scritto erano poesie di 3 righe per i 365 giorni dell'anno, firmate con uno pseudonimo. Le pubblicò la Frankfurter Allgemeine Zeitung. Lo pseudonimo è Kilroy, il nome collettivo con cui si firmavano i soldati americani nella Seconda Guerra Mondiale. Lo scetticismo fa parte del buon senso del genere umano, prosegue l'autore tedesco. Ognuno di noi è uno scettico a suo modo, no? Lui dice che non crede nella pubblicità perché dice solo bugie, lo dice per legittima difesa, è la sua arma per difendersi dalla politica commerciale, dal consumismo. Poi l'intervista prosegue ed è comunque molto interessante. Con ciò lasciamo Repubblica, anzi no, andiamo a pagina 3 della cronaca milanese lombarda. Cosa ci troviamo? L'eroe del giorno, ovvero Norberto Achille. Il caso Achille imbarazza Palazzo Lombardia, l'opposizione va all'attacco, ma l'opposizione dov'era? Dormiva in tutti questi anni e anni e anni? Che opposizione? Non facciamo ridere, va? Un comunicato precisa che il consiglio di amministrazione è cambiato, il Movimento 5 Stelle denuncia sistema marcio. E intanto ce n'è un'altra di vicenduola, quella che riguarda Marco Osnato, consigliere per Fratelli d'Italia, già direttore area gestionale dell'Aler, Case Pubbliche, truccava gli appalti dell'Aler, le motivazioni della condanna. Con le sue disposizioni ha evitato che le gare venissero indette. 3.431.000 euro d'appalti spacchettati eludendo la normativa europea e affidati a società amiche, facendoli risultare di importo inferiore a 193.000 euro. Una turbativa della libertà dell'incanto nella scelta dei contraenti, secondo il giudice che ha condannato a 6 mesi l'imputato Marco Osnato, ex direttore dell'area gestionale dell'Aler, ma soprattutto attuale consigliere comunale per Fratelli d'Italia a Milano. Lasciamo Repubblica e andiamo a Libero. 1 milione per un'ora alla Camera. La notizia non è affatto nuova, ma oggi fa prima pagina. Le plusvalenze dei papponi. L'incredibile caso dei radicali Boneschi e Craveri. Si sono dimessi subito da parlamentari, hanno versato contributi per 60.000 euro, ne hanno incassati oltre 500.000 a testa. Ma il socialista Falco Accame e la rossa Luciana Castellina li battono, scrive Franco Bechis. E anche Renzi ha detto che è sacrosanta la campagna di Libero. Questa storia dei vitalizi è insopportabile, ha detto il Premier. Nessuno è riuscito ad arrivare al loro record assoluto. Un giorno solo in Parlamento e ora 1 milione di euro tondo in tasca. Ci sono riusciti 2 ex deputati radicali, lo storico Pietro Craveri e l'avvocato Luca Boneschi, che a Palazzo ci sono passati come i turisti, ma per quell'occhiata data appena
si sono conquistati, grazie alle regole dell'epoca, il vitalizio per il resto dei loro giorni. Sono gli ex deputati Boneschi, che è anche avvocato tra l'altro del sindacato dei giornalisti lombardo, e Craveri, dimessisi appena entrati in Parlamento, con appena 60.000 euro versati incassano un assegno d'oro. Le parole non bastano, il Premier abolisca questi odiosi privilegi, è il titolo dell'editoriale firmato dal direttore Maurizio Belpietro. Con la legge Fornero, gente come Scalfari, il direttore fondatore di Repubblica, prenderebbe 230 euro. Se agli ex onorevoli si applicassero le leggi che valgono per tutti, lo spread tra mini contributi e maxi pensione precipiterebbe. Questo dimostra l'odioso sopruso ai danni di tutti i lavoratori, scrive Belpietro. E Rodotà parla sempre di tutto, ma non dei suoi 4.684 euro al mese, scrive Enrico Paoli su Libero. L'ex deputato del PC, Sinistra Indipendente e PDS non vuole commentare questa vicenda, dice lui, e dice di non aver tratto benefici, dice sempre lui, Rodotà, dalla vita pubblica. Intanto ha già incassato 1.200.000 euro. L'altro argomento di primo piano su Libero, Alessandra Moretti, candidata alla presidenza del Veneto, ospitate un profugo in casa e così arrotondate. Poi specifica, io però non li accetterei. La candidata del PD in Veneto, sta facendo di tutto per non vincere, propone di accogliere in casa gli immigrati in cambio di 35 euro al giorno. Ospitate i profughi se volete arrotondare, è il consiglio di Lady Like, della candidata alla presidenza del PD in Regione Veneto. Ospitate i profughi se volete arrotondare, io però non accetterei. E sempre da Libero, in prima pagina, l'ultima beffa, ne abbiamo parlato ieri, attenzione, ma che beffa? A Libero, svegliati. Non è una beffa, è un doppio regalo, perché oltre al furto c'è anche il fatto che quello che ti lasciano è lordo, non è netto. L'ultima beffa lorda la mancia ai pensionati, scrive Fausto Carioti. Ti dovevo 100, ti do 25, 20, 15, 10, 5, 2, 1. È un regalo. Quell'1 però è lordo, attenzione, perché ti devo portare via un po' con le tasse. Renzi studia un altro pacco, scrive Libero, rimborsi lordi ai pensionati. Ha detto Brunetta, il capogruppo pare di Forza Italia alla Camera, che se il bonus non fosse al netto si perderebbe un altro 20% in tasse. Penalizzate anche le rivalutazioni. Chi prende 2.700 euro riceverà appena 3 euro netti al mese. Perché le rivalutazioni, da qui per il futuro, come abbiamo visto ieri, se ti devo 1.500 ti do 100, hai capito? E te lo tasso, perché non è mica netto quel 100 lì, è lordo. È interessante ma è giusto, direi estremamente giusto, per usare un avverbio iperusato a sproposito. Aboliamo l'INPS, al nostro futuro ci pensiamo noi, è il suggerimento, l'invocazione di Giancarlo Perna, sempre su Libero in prima pagina. È molto semplice, dice Perna, aboliamo l'INPS. Lasciando la quota previdenziale nello stipendio, ognuno sarebbe responsabile del proprio futuro, senza temere scherzetti. Una lotta liberale nella decrepita Unione Europea. Per i più longevi, non solo i politici, è inevitabile che i soldi incassati superino i contributi versati. Bisogna sentirsi in colpa perché si vive a lungo. Per altramente parlando, se una persona normale, tipicamente piemontese, lombarda o giù di lì, perché non siamo razzisti, no? Siamo razzisti solo in Italia, non verso chi viene da fuori dell'Italia, sia ben chiaro. Ad ogni modo, mettiamo un tipico piemontese, un lombardo, un veneto, che hanno lavorato 40 anni, 42, 44. Quanti contributi hanno versato nel corso dei 42, 40, 44 anni di vita lavorativa? In totale, mese dopo mese, somma dopo somma, perché, come diceva il grandissimo Totò, è la somma che fa il totale. Sempre poi dalla prima pagina di Libero c'è l'appunto di Filippo Facci, un augurio civile indirizzato al famoso, celeberrimo e fantastico scrittore Henry De Luca. Oggi a Torino, scrive Facci, lo scrittore Henry De Luca sarà interrogato in quanto imputato per istigazione a delinquere. Nel 2013, da membro dei No TAV, disse così: la TAV va sabotata, casomai il TAV, perché trattasi di treno maschile ad alta velocità.
Però insomma in questo periodo qua bisogna essere un po' attenti al discorso maschile e femminile. Chissà il treno come si sente, noi cominciamo a costruirlo, se nasce maschio, treno, poi magari può darsi che si senta femmina in futuro. Peraltramente l'appunto di Filippo Facci lo leggiamo dopo la pubblicità e le previsioni del tempo e tutto ciò che Radio Padania vi offrirà in questi minuti a seguire. Signor Cateran, ecco il suo nuovo climatizzatore. Allora, il sopralluogo è incluso? Sì. Progettazione? Sì. Installazione? Sì. Estensione della garanzia fino a 5 anni? Sì. E allora brindiamo! Champagnino? Sì, stai fresco. Scegli il climatizzatore ad alta efficienza di Enel Energia. Con la comodità del servizio chiave in mano. Fa tutto Enel Energia. Chiama l'800 900 860. Enel Energia per il mercato libero. Offerta valida fino al 36/2015 e condizionata all'esistenza o adesione a un contratto luce o gas con Enel Energia. Oh! Ci sono tanti oh, ma uno solo è realmente nuovo. Il nuovo oh da Opel. Nuova corsa Premium Class Innovations. Oggi è anche GPL Tech. Un pieno con soli €19. Gamma nuova corsa da €9.550. Scopri tutto su opel.it. Sabato e domenica. Oh. Ceniamo fuori stasera? Conosco un ristorantino che fa una paella fantastica. Dove? A Valencia. Ma non è un po' troppo... Cosa? pesante? E se ci prendessimo una bella omelette a Parigi? Abituatevi ad andare lontano. Con Seat Leon Turbo Diesel o metano fai oltre 1200 km con un pieno. Questo mese scopri Leon TGI a metano a €18.550 o €219 al mese. TAN 2,99, TAG 4,79. Salvo approvazione Seat Financial Services. Anche domenica e su seatitalia.it. Radio Padania Libera allarga i suoi confini. Da oggi puoi ascoltarla dal tuo tablet o smartphone con tecnologia Android o Apple. Scarica l'applicativo e potrai portare sempre con te la tua radio preferita. Radio Padania Libera, senza più confini. Salve, sono Giovanna della Mondoflex. Mondoflex. Se avete tanta voglia di dormir bene, venite alla Mondoflex. Tanti nuovi prodotti di altissima qualità a prezzi decisamente contenuti. Vi aspetto. Mondoflex. Reti e materassi. Mondoflex. Conviene sempre. A Treviolo, Melzo, Crema, Castelmella, Brescia e a Desenzano sul Garda. È uscito il nuovo CD di Matteo Tiraboschi. Questa Italia mi appartiene. Finalmente un'Italia che può rinascere, dove si esaltano le differenze e le responsabilità. Prodotto da Ezio Paloschi, registrato da Out Recording Studio. Scarica le nuove canzoni di Matteo Tiraboschi da tutti gli store digitali, oppure ricevi a casa tua il CD chiamando 392 7428 577. Nessun dorma. 392 7428 577. Prenota Matteo Tiraboschi anche per concerti e serate conviviali. Vuoi trovare nylon, Delrin, PVC, plexiglass, gomma, Vulcolan, neoprene, silicone? Prova alla Sargom. Se non lo trovi alla Sargom, dove lo trovi? Sargom, dal 1968 a Brescia. Articoli gomma plastica tecnico-industriali. Sargom, dal 2008 a Rodengo Saiano Brescia. Punto di riferimento articoli gomma plastica tecnico-industriali. Sargom, via Gaetano Bertoli 15, Rodengo Saiano, Brescia. Telefono 030 31 77 41. Grazie Brescia, da Sargom. Per traslocare ho scelto Grillo Antonino, perché hanno cura del mio trasloco e del mondo in cui viviamo grazie a Ecotrasloco. Scegli Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità, che rispetta anche l'ambiente. Chiamalo 02 43 52 24. Radio Padania Libera, la tua radio. Che tempo farà? Le previsioni meteorologiche di Radio Padania Libera. Buongiorno, dal Centro Geofisico Prealpino vi parla Paolo Valisa. Vediamo la situazione. Una bassa
pressione si è formata sull'Italia e sul Mediterraneo centrale e mantiene tempo perturbato e instabile nei prossimi giorni, anche fino alla fine settimana su tutto il nord Italia. Le previsioni per oggi: cielo nuvoloso con qualche schiarita durante le ore centrali della giornata, possibilità di rovesci e temporali soprattutto al mattino che transiteranno da ovest verso est. Una nuova ondata temporalesca è prevista verso sera. Le temperature massime per oggi comprese tra 20 e 24 gradi. La giornata di domani ancora nuvoloso, molto nuvoloso, rare schiarite probabilmente al mattino. Ci saranno ancora piogge sparse, per lo più deboli, qualche temporale possibile sulla fascia padana. Le temperature in leggero calo ulteriore rispetto ad oggi, le massime attorno ai 20 gradi. Per venerdì e sabato tempo molto variabile, per lo più asciutto su Piemonte e Lombardia occidentale, mentre proseguiranno piogge e temporali su Lombardia orientale e Veneto, sempre piuttosto fresco per la stagione. Domenica sempre variabilità, ci saranno occhiate di sole più generose sulla pianura, ma molte nuvole lungo i rilievi dove saranno ancora possibili rovesci temporali dal pomeriggio. Con questo concludo, auguro a tutti una buona giornata. Che tempo farà? Le previsioni meteorologiche di Radio Padania Libera. Un nuovo modo per sostenere la tua radio. Visita www.radiopadania.net. Nella pagina principale troverai un pulsante Donazione. Ti basta un clic e potrai versare il tuo contributo volontario direttamente online. Potrai donare con ogni tipo di carta di credito, anche prepagata. Ti aspettiamo online su www.radiopadania.net. Sostieni la tua radio con il tuo contributo volontario. Radio Padania Libera. Diamo voce alla nostra gente. Allora, torniamo all'appunto di Filippo Facci in prima pagina su Libero, un augurio civile. Oggi a Torino lo scrittore Henry De Luca sarà interrogato, imputato per istigazione a delinquere. Nel 2013, da membro dei No TAV, disse così: la TAV, il treno femminile, va sabotata. Le cesoie sono utili perché servono a tagliare le reti. Nel mese successivo in Val Susa vi fu una recrudescenza da attentati con incendi ed esplosioni. De Luca, notare, è stato rinviato a giudizio su richiesta di Andrea Padalino, PM osannato ai tempi di Mani Pulite. Fu affiancato al pool indagini contro Berlusconi, ma ora non più alla Page. Sarà che accusò anche Beppe Grillo per violazione dei sigilli. Gli avvocati di De Luca dicono che le parole di un intellettuale non possono costituire reato, ma forse va ricordato qualcosa di questo intellettuale, scrive Facci. Primo, è stato responsabile del servizio d'ordine in lotta continua, struttura da lui definita paramilitare e che ammette per definizione l'uso delle armi, lo disse lui. Secondo, ha negato che le Brigate Rosse fossero terroristi e che negli anni di piombo ci sia stato terrorismo. Era una guerra civile, ha detto. Terzo, stesso parere sulla strage di Via Fani per rapire Moro. Non terrorismo, ma guerra civile. Quarto, gli uomini delle scorte uccisi, perciò, sono dei caduti, ha detto De Luca, alla stessa stregua dei caduti della sinistra rivoluzionaria. Questo è il curriculum. Domanda: basta questo curriculum per farne un cattivo maestro anche oggi? Risposta: penalmente forse no. Umanamente, tuttavia, giustifica l'augurio che sparisca dalla faccia della terra il prima possibile, scrive Facci. Pagina 14 invece di Libero. C'è da segnalare quella questione che è stata affrontata da Feltri figlio sulla Stampa di oggi, che abbiamo detto prima: le lezioni omosessuali dalle suore fanno infuriare Bagnasco, corsi d'affettività e seminari sulla parità di genere alle elementari di una scuola di Verona. I genitori si ribellano, interviene il cardinale Bagnasco, presidente della CEI. Basta colonizzazione ideologica, dice il cardinale. Mentre la Bologna colta rivuole i no global violenti, titola ancora Libero. La procura ha disposto il divieto di dimora per 2 antagonisti, ma professori, economisti e scrittori si coalizzano per salvarli. Uno di questi 2 assaltò anche l'automobile di Matteo Salvini. E infine c'è un'intervista di Leonardo Piccini a Stefano Bisi, giornalista, 58 anni, scrittore, ufficiale dell'Ordine al Merito della Repubblica e soprattutto da un anno Gran Maestro del Grande Oriente d'Italia, la più antica e numerosa obbedienza massonica italiana.
massoni trasparenti, ma i deputati massoni non li dico, dice il Gran Maestro, che ebbe anche un ruolo nella vicenda del Monte Paschi Siena, lavorava con quello che si suicidò, con David Rossi, il responsabile della comunicazione che si suicidò. Comunque si parla di tutto, del Papa, di Berlusconi, di Renzi che è bravo con Twitter, e si parla di niente sostanzialmente, mentre a pagina 18 di Libero, pagina economica, troppi errori sui precompilati, Renzi ritira i 7,30 come le auto. Il sogno di Matteo, pagare le tasse con lo smartphone, altra frontiera interessantissima per il contribuente. Il governo dice siamo arrivati a 300.000 dichiarazioni, ma i moduli sbagliati saranno richiamati. Si ipotizza di spostare a ottobre le scadenze, degna fine di una semplificazione a parole, commenta Davide Giacalone. Lasciamo Libero e andiamo in prima pagina su Italia Oggi. Intanto c'è l'articolo del direttore Pierluigi Magnaschi. Nel 94 Berlusconi riuscì a unificare la destra, ora se resta riesce soltanto a disintegrarla. Ma c'è anche la rubrica Diritto e Rovescio, il corsivo di prima pagina, che parla di una cosa divertente, l'uso dell'inglese, appunto, ormai sempre più dominante. È sempre un piacere spiegare a mia nonna l'italianizzazione di parole inglesi di uso comune, perché se io scrivo qualcosa lei lo legge e l'onere della spiegazione spetta a me. L'ostacolo di spread l'avevamo superato degnamente, così come quello di rating. Più difficile era stato il recepimento di fixing, che siamo riusciti a chiarirlo alla quarta volta che le ripetevo il senso della mia tesi magistrale sull'oro. Drammatico invece il quantitative easing, anche se una chiusa gliel'abbiamo data. Ma perché sa di no moneta facile, dice la nonna, mentre attorno al tapering orbita ancora qualche dubbio. Poi è arrivato il momento di spiegarle la voluntary disclosure. È letteralmente una collaborazione volontaria in cui chi ha portato soldi fuori dall'Italia si impegna a farli rientrare dichiarandoli al fisco e pagando una penale, al che la nonna è precipitata in un momento di silenzio contemplativo e poi ha esclamato: beh, l'è una bella ciulada. Dialetto lombardo batte inglese 8-0, scrive Italia Oggi. Concetto recepito, palla al centro, via al prossimo match. Scusa nonna, volevo dire incontro. A pagina 8 invece di Italia Oggi c'è il cameo di Riccardo Ruggeri che oggi parte da Matteo Salvini. Confesso che Salvini non mi è particolarmente simpatico, così come Renzi o Civati. Malgrado gli sforzi non riesco a trovar loro altri meriti che quelli di una giovinezza incomprensibilmente sacrificata sull'altare della comunicazione e della presenza sui media. Negli ultimi mesi Salvini mi ha fatto tenerezza per le vagonate di insulti verbali e solidi, uova, verdure, sassi, calci, pugni, che ha ricevuto, curiosamente proprio da quelli che disprezzo con più serenità. Il primo tweet che leggo ogni mattina verso le 5 è di un tale celebre che sistematicamente lo insulta a prescindere. Spero che il grande successo di questi giorni tranquillizzi Salvini. Ho scritto pure io alle 6:30 un tweet. Francia, Spagna, UK, Danimarca, Est Europa si schierano con Salvini. Un riconoscimento internazionale che si è meritato, almeno per l'energia spesa. Il drammatico naufragio, la morte di quasi 1.000 persone, ha scatenato, scrive Ruggeri, un'emotività di massa che dal Mediterraneo è risalita su fino alla Scandinavia. Gli euroburocrati, l'Italia di Renzi e di Alfano, una fremente Mogherini, un romantico Gentiloni, i più prestigiosi media europei, hanno pensato bene di cavalcare quest'onda emotiva, facendo proposte operative. Queste hanno spaziato da truppe speciali in terra libica, affondamento preventivo dei barconi con aerei e droni, fino alla risoluzione politica, ripartizione dei migranti fra i 28 paesi, secondo criteri che tenessero conto della popolazione e di altri parametri, come il tasso di disoccupazione. Tutto l'enorme mondo del politicamente corretto ha trascorso un fine settimana di felicità. Le opposizioni pararazziste si sono precipitate nella più bieca disperazione. Da buon apota ho cercato di capire cosa succedeva, la certezza che in una società miserabile come la nostra l'emotività nobile possa durare massimo 48 ore e poi viene cancellata. I primi sospetti per il silenzio di Bergoglio
E poi la luce, ha parlato Cameron. Allora tutto è diventato chiaro. La cipria ha cominciato a depositarsi a terra. Stavamo arrivando al momento clou, il momento della verità, quello di passare dalle chiacchiere all'operatività, alla mitica execution. Il modello politico-culturale del Chief Executive Officer Capitalism, chiamato a decidere, ha dato sfogo alla sua natura più profonda, bottegaia, quella sui bonus. Dopo UK si sfilano, come la corona di un rosario, la socialista Francia, la Spagna del destro Rajoy, allineato con la politica dei respingimenti del sinistro Zapatero, con l'ultrademocratica Danimarca, con i paesi dell'Est che, avendo conosciuto sulla loro pelle il problema, conoscono le implicazioni. Chi fa più tenerezza è l'italiana Mogherini, rimasta col cerino acceso. Dialetticamente se l'è cavata, grazie alla padronanza sia dell'inglese sia del linguaggio della Leopolda. Ha spiegato Mogherini che la locuzione affondare i barconi doveva essere intesa come affondare il modello organizzativo degli scafisti. Genialità assoluta, conclude Ruggeri. Ci terremo gli immigrati destinati a costoro, ma abbiamo ottenuto che il comando dei galeoni sia di un nostro ammiraglio vestito di bianco. Un suggerimento da uomo della strada: signor ammiraglio, si prenda come aiutanti di mare 2 fucilieri di marina. Infine, sempre da Italia Oggi, una beffa il comando italiano sulle operazioni, di cui parla anche Ruggeri, che abbiamo appena letto, ovvero il comando italiano dell'operazione in Libia contro gli scafisti. Si assumerebbe la responsabilità di ogni vittima civile nell'azione di contrasto. Il meno peggio, scrive Domenico Cacoppardo, sarebbe di sicuro un comando a rotazione. Pagina 12, invece, rubrica di Tino Oldani, la torre di controllo. Anche la Commissione europea boccia la ministra Madia. Una vera riforma della burocrazia in Italia ancora non si vede. La pubblica amministrazione continua a essere una pesante palla al piede per l'Italia, scrive Oldani. Un macigno che ostacola la produttività dell'economia, con procedure estenuanti per le imprese, giustizia civile dai tempi biblici, corruzione record, riforme più declamate che realizzate. Una bocciatura durissima messa nera su bianco dalla Commissione europea nel recente rapporto sui conti pubblici 2015. Poche pagine, da 55 a 60, che, pur senza citarla, confermano un dato purtroppo noto in Italia: la totale insufficienza dell'operato di Marianna Madia, ministro della funzione pubblica. Infine, sempre da Italia Oggi, a pagina 14, l'articolo di Raffaele Porrisini sull'acqua pubblica regalata a chi non la paga. In Campania un bonus per stimolare gli utenti morosi a regolarizzarsi, la singolare strategia delle società pubbliche incaricate del servizio e guidate da uomini di Forza Italia. Non hai i soldi per saldare le bollette arretrate dell'acqua? Nessun problema. Per chiudere parte o tutto il debito, il gestore si è inventato una singolare soluzione: regalare acqua a chi non riesce a pagare quella già utilizzata. Suona strano, ma in Campania funziona così. Protagonisti di questa iniziativa la Gori, società a maggioranza pubblica che gestisce il servizio idrico, e l'ente d'ambito sarnese-vesuviano, Ato 3, organismo che comprende i comuni dell'area sud della provincia di Napoli e area nord di Salerno, 2 tra le zone più povere della regione. Da quelle parti il livello di morosità delle famiglie nei confronti del servizio idrico è inaudito, se è vero che in centri del Salernitano come Pagano e Angri le bollette di un utente su 2 restano a bollire fino a 36 mesi prima di essere pagate, sempre che lo siano, perché in alcuni casi manco si provvede a farlo. Nel Nolano i morosi rappresentano 1/3 dei clienti. Si parla in complesso di 100.000 persone. Adesso si è inventata questa soluzione l'azienda: regalare acqua a chi non riesce a pagare quella già utilizzata. Più non paghi, più hai. Lasciamo Italia Oggi per andare al Giornale, che invece apre su un altro argomento: attacco ai segreti di Stato, guerra informatica, l'Italia bersaglio degli hacker, rubate conversazioni di Ministero della Difesa e Forze Armate, si valuta ogni ipotesi dal terrorismo all'azione di stati alleati. Un attacco informatico all'Italia, rubate le email della difesa, racconta Giuseppe Marino. L'assalto cibernetico degli hacker prosegue da un mese, nel mirino anche le conversazioni delle forze armate.
Non sarebbero state violate informazioni top secret, ma quelle considerate classificate. Colpito anche un altro ministero, vertice a Palazzo Chigi, si vaglia ogni ipotesi, dal terrorismo all'azione di stati alleati. Telecomunicazione, moda e banche, l'attivismo di Parigi intanto preoccupa Roma. Nella strategia aggressiva della Francia, aggiunge il giornale, che spaventa l'Italia. Nel mirino i nostri gioielli imprenditoriali, sospetti anche sull'intesa per la costruzione di droni. L'esperto avverte: il nostro paese è vulnerabile, colpa dei tagli. Per queste azioni servono alti budget. Spionaggio, attacco informatico all'Italia. Mentre a pagina 4 del giornale la questione delle pensioni, l'ultima fregatura, sistema contributivo per tutti. La ricetta di Cottarelli, che è ricomparso a cantare le lodi di Renzi in TV e altrove, dal Fondo Monetario. La spesa al 16,5% del PIL per le pensioni, dice Cottarelli, assegni da parificare a quanto è stato versato, e il presidente dell'INPS Boeri condivide la linea del governo su maggior flessibilità in uscita. Continua intanto l'inchiesta del giornale sulle pensioni dei senatori. Pittella, l'amico dei brigatisti, ci è costato 1,5 milioni di euro. Si tratta di Domenico Pittella, medico, padre dell'europarlamentare del PD Gianni e del governatore lucano, che è il fratello di Gianni, Marcello, che è attualmente presidente della Basilicata. È stato condannato a 12 anni per aver ricoverato una terrorista nella sua clinica, ma il suo vitalizio da 4.500 euro al mese, in quanto ex senatore, non si è fermato. Forse sarà cancellato adesso con le nuove regole, ma chi non ha pene definitive si salverà. Gli inquisiti graziati, dall'ex sindaco di Agrigento Sodano all'ex presidente dell'Authority per i contratti Brienza. Aveva prestato soccorso senza denunciarla alla brigatista latitante Natalia Ligas, ferita nell'attentato poi fallito all'avvocato del pentito Patrizio Peci. Per il giudice, Rosario Priore, egli stesso era un brigatista a tutti gli effetti, perché nella sua ex casa di cura i terroristi venivano ospitati senza problemi. Avrebbe anche architettato nell'81 un tentativo di sequestro del presidente della Basilicata, Schettini. Lui stesso fu latitante per 6 anni tra Francia e Belgio, prima di costituirsi a Rebibbia nel 99. Si tratta di Domenico Pittella, padre del vicepresidente dell'Europarlamento Pittella Gianni e padre dell'attuale governatore lucano Marcello Pittella, ma soprattutto senatore per 3 legislature, dal 72 all'83, quindi titolare di un vitalizio da 4.581 euro al mese, che nel corso degli anni hanno prodotto un disavanzo della sua posizione pensionistica da 1,5 milioni di euro. La riforma varata da poco dagli uffici di presidenza delle Camere dovrebbe comportare la cancellazione dell'assegno di Pittella padre, perché condannato in via definitiva nel 93 a 12 anni e 1 mese per associazione sovversiva e partecipazione a banda armata. Pena ridotta di 1/3 per grazia parziale concessa dal presidente Ciampi nel 2000 e che si è estinta nel 2002 tra detenzione, domiciliari e servizi sociali. Per il momento si salverebbe invece l'ex sindaco di Agrigento, che è stato condannato solo a 1 anno, eccetera. Però è interessante il papà dei 2 Pittella, l'europarlamentare Gianni Pittella e il governatore lucano Marcello Pittella, ma soprattutto il papà Domenico, 12 anni e 1 mese di condanna nel 93. Sempre poi dal giornale, a pagina 8, scuola, i 100.000 esclusi preparano già i ricorsi per bloccare la riforma, precari sul piede di guerra, detrazioni per le paritarie per i professori di educazione fisica fin dalle elementari, oggi l'ok della Camera alla riforma della scuola, salta il 5 per 1000, via libera alla card da 500 euro per l'aggiornamento. E sempre dal giornale, lo sceriffo anticorruzione adesso indaga sui bilanci dei sindacati. Si tratta di Raffaele Cantone, presidente dell'Authority Anticorruzione, che vuole puntare il dito sulla formazione professionale continua che riguarda CGIL, CISL, UIL e sigle autonome, un tesoretto da 2 miliardi di euro all'anno. E infine, sempre dal giornale di oggi, medici nei container e rimborsi lumaca. Siamo nell'Emilia terremotata, che ora va dallo psicologo. A 3 anni dal terremoto, il 20 maggio 2012 la prima scossa, danni per 13 miliardi e 27 mila immobili tuttora inagibili,
Così depressione, ansia e insonnia sono aumentate del 40%. I pazienti tengono ancora i vestiti in automobile. Visitarli in baracche non li aiuta. Ricostruzione efficiente, ma centinaia di edifici restano in gabbia. 450 i milioni di euro che ogni anno arrivano alle zone terremotate. Per coprire i danni servono 12 anni, scrive il giornale. Da Mirandola a Novi, quel mese di terrore che fece 27 vittime. Lasciamo però il giornale per andare al Fatto Quotidiano. L'apertura è sul calcio, è tutto truccato, inciucio dei diritti TV, blitz nelle sedi di Mediaset e Sky, verifiche su un accordo restrittivo della concorrenza. I pacchetti 2015-2018 vengono pagati ai club 2 miliardi e 900 milioni. E poi le scommesse pilotate con botte, minacce e sequestri, 50 arresti per Combin in gare di Lega Pro ex regno del presidente Federcalcio Tavecchio, papere, espulsioni e partite taroccate anche di B e di Coppa Italia. E qui lo Tito ricatta tutti, dice un indagato. Poi i verbali, slavi, 'ndrangheta e debiti, o paghi o mio fratello sarà ammazzato. Calcio, ndrine e sequestri è il titolo dell'articolo di Marco Lillo e Antonio Massari. Il romanzo criminale nel regno che fu di Tavecchio. Gruppi mafiosi, bande straniere, dirigenti e giocatori corrotti, tra partite truccate e violenza. Come in un film, l'arresto del dirigente della squadra abruzzese dell'Aquila ieri all'alba davanti al Casinò di Sanremo. Aveva appena vinto 15.000 euro. Questo per quanto riguarda il simpatico mondo del calcio, mentre sempre dal Fatto Quotidiano, Grimaldi è amico del clan, il pentito è l'uomo di Caldoro, un collaboratore di giustizia accusa il consigliere regionale Massimo Grimaldi in lista per il presidente Caldoro in Campania. Aiutò gli Schiavone sugli appalti, gli pagavano i debiti di gioco. E sempre dal Fatto Quotidiano, da segnalare anche l'intervista a Gianfranco Amendola sull'altra questione del giorno, il disegno di legge eco-reati, debole e ispirato da Confindustria, dice uno dei padri dell'ambientalismo italiano, ma anche la gaffa della candidata presidente del Veneto del PD, Alessandra Moretti, sulla sanità, scrive il Fatto Quotidiano. La candidata PD in Veneto ci ha fatto un tweet e ha condiviso con gli amici su Facebook una telefonata, questo è il segreto messo in rete, della ministra Lorenzin, che ammetteva che la situazione della sanità veneta è allarmante, e poi via con l'elenco, liste d'attesa infinite, analisi del sangue costose. Peccato che a Palazzo Chigi non abbiano gradito. Moretti è stata costretta a cancellare sia il post che il tweet, non prima però che li leggesse Luca Coletto, assessore alla sanità con Luca Zaia. Stupefatto e incredulo, dice Coletto, di sapere che un ministro possa aver pronunciato quella frase in sede non istituzionale e che abbia usato la sua funzione per supportare la campagna elettorale di un candidato. Lorenzin non ha replicato, Moretti ha confermato. Abbiamo parlato di quello che funziona e di quello che non va. Si sa che la sanità veneta è una delle peggiori d'Italia, mentre sempre dal Fatto Quotidiano, l'articolo di Marco Lillo sulle ferrovie nord, il bancomat di Achille, il presidente delle ferrovie, il Twiga, i porno e le multe, sistema dell'azienda di trasporto lombarda, così dicevano del funzionario che chiedeva conto delle spese, si fotte con le sue mani, finisce a pulire i cessi dei treni. Quello lì ci ha chiesto conto delle spese. Farà una brutta fine, dicevano Achille e gli Achillidi. Cantami o diva di Norberto Achille, l'ira funeale, anzi no, la carta di credito funesta per i contribuenti, peraltro. Servivano a mettersi in buona luce i regali. Nelle registrazioni si dice che un quadro è stato donato a Roberto Formigoni. Non ci credo, manco se lo vedo. Mentre sempre dal Fatto Quotidiano, il Fatto Economico, l'articolo di Daniele Martini sulle ferrovie dello Stato, i duellanti Elia e Messori bloccano tutto e Moretti gode. Il conflitto fra amministratore delegato e presidente sta spiaggiando le ferrovie, nomine ferme, bilanci peggiorati, rete elettrica da cedere e la privatizzazione, parole senza risultati. Dire che il capo di Finmeccanica governi ancora sui treni, cioè Moretti, sarebbe troppo, ma l'amministratore l'ha scelto lui.
e lo stallo fa rifulgere il suo potere. In particolare è stato lui l'anfitrione della presentazione a Mattarella del nuovo Frecciarossa 1000. Sempre dal Fatto Quotidiano, la pagina economica, c'è anche un articolino, sono cose minori per carità, ma sono sempre interessanti. Quote rosa al Quirinale, a casa di Sergio Mattarella. Lodovica Rizzotti è stata chiamata a far parte dell'ufficio di segreteria del presidente Mattarella. Classe 68, già dirigente generale della presidenza del Consiglio dei Ministri, è salita al Quirinale lasciando la poltrona in Cassa Depositi e Prestiti. Poltrona che occupava subito riempita da Carlo Baldocci, ex consigliere diplomatico di Giulio Tremonti, figlio di un ex segretario generale del Ministero degli Esteri. Per quanto riguarda invece Lodovica Rizzotti, che è appena salita al Quirinale lasciando la Cassa Depositi e Prestiti, è vicina all'ex presidente del Consiglio Enrico Letta, dirigente esperta che preferisce tenersi lontana dalla ribalta, per di essere sempre vicino di, amico del, eccetera, eccetera. Dopo la pubblicità invece chiudiamo dal Fatto con l'articolo del professor Alberto Bagnai. Sorpresa, l'Economist ha scoperto il debito privato. Radio Padania Libera allarga i suoi confini. Da oggi puoi ascoltarla dal tuo tablet o smartphone con tecnologia Android o Apple. Scarica l'applicativo e potrai portare sempre con te la tua radio preferita. Radio Padania Libera, senza più confini. Solo da Lidl, convenienza in formato XXL. Da domani, olio per friggere in formato convenienza da 5 litri a soli 5,18 €. E pancetta a cubetti, 2 confezioni da 120 grammi l'una a 1,69 €. Lidl, anch'io. Leggi qui, Golf con Tech & Sound Pack da 16.900 €. Sì, la versione base. Poi se vuoi anche il navigatore touch ti costa 16.900 €. E se vuoi anche il Bluetooth 16.900 €. I sensori di parcheggio 16.900 €. Allora io voglio anche il cruise control, il rilevatore di stanchezza. Scopri Golf 5 porte con Tech & Sound Pack da 16.900 € e solo a maggio il navigatore touch è in omaggio, anche sabato 23 e domenica 24. Info su Volkswagen.it. Per la tua pubblicità su Radio Padania Libera, chiama il numero 02 66 23 44 22. E allora andiamo all'articolo di Alberto Bagnai sul Fatto Quotidiano di oggi. Paradossi, forse lo Stato è sprecone, ma famiglie e imprese sono molto più esposte e indebitate. La rivoluzione liberista degli anni '80 si basa su bassi salari e consumo a credito. Con flemma britannica, scrive Bagnai, l'ultimo Economist cade dal pero e scopre che il mondo è oppresso da una montagna di debiti. Ci fa una copertina a effetto per poi porsi domande e darsi risposte, alcune spassose, altre rivelatrici. La tesi principale, riassunta dal titolo, un sussidio insensato, è piuttosto esilarante. Secondo l'Economist, il principale motivo per cui il mondo sta accumulando debito è che i governi ne avrebbero reso artificialmente basso il costo, sottraendo al fisco gli interessi passivi deducibili in tutto o in parte, mentre i dividendi cadono sotto la mannaia del fisco. Senza questo sussidio implicito, prosegue l'articolo, si emetterebbero più azioni e il mondo sarebbe meno oppresso dal peso del debito. Che un periodico liberista, scrive Bagnai, dia la colpa allo Stato, ce lo possiamo aspettare. Più sorprendente è il fatto che l'Economist lamenti che siano poche, ma da quando la crisi è iniziata di cose strane ne abbiamo viste molte. Fatto sta che gli stessi dati prodotti dall'editorialista mostrano quanto il suo argomento sia fasullo. Un dato in particolare: settore pubblico e famiglie contano per quasi 2/3 del totale del debito. Abbiamo visto partiti azienda, ma non ci risultano casi di stati o famiglie per azioni. Insomma, la stragrande maggioranza del debito è in capo a soggetti che non possono collocare azioni, per cui non si vede bene come un loro ricorso a questa modalità di finanziamento risolverebbe il problema. Non solo, il profilo temporale dell'indebitamento contraddice questa ipotesi. Il grafico situa il decollo del debito a inizio degli anni '80. In quel periodo non vi fu alcuna riforma del regime fiscale degli interessi. La prima arrivò nell'86 con il Tax Reform Act, che aumentò la deducibilità degli interessi su prestiti ipotecari, ma escluse dal beneficio gli interessi sul credito al consumo. In sintesi, il peso del debito privato.
su cui insiste il professor Bagnai, mentre sul Foglio di Claudio Cerasa e Giuliano Ferrara in prima pagina c'è un articolo dell'ex direttore Ferrara sull'Irlanda. Pare che l'Irlanda metterà in Costituzione il diritto al matrimonio a prescindere dal sesso e lo farà con un referendum che si terrà venerdì. La cosa fa notizia perché l'Irlanda viene da una tradizione cattolica analoga a quella vittoriana britannica, sanzioni contro l'omosessualità fra adulti consenzienti fino agli inizi degli anni 90. Grandi scandali pruriginosi, omosessualità e omofobia diffuse e morbosamente perseguite. Il New York Times lascia il commento a un confratello irlandese del Times di Dublino. Dice che la Chiesa cattolica irlandese è in disarmo per l'ultima coda di viluppi pedofili tra il clero. Per accidente, ora con Papa Francesco la pedofilia è uscita dagli annali dell'espiazione degli altri. Scrive che le mamme irlandesi, in questo connaturali a un popolo per sua natura socievole e ben intenzionato verso l'altro, vogliono il benessere dei figli gay e l'equiparazione totale, in diritto, del loro diritto all'amore, che non dice il suo nome, diritto di morire, dell'amore, eccetera, eccetera. Insomma, il referendum venerdì in Irlanda per mettere in Costituzione il diritto al matrimonio a prescindere dal sesso. Pagina 3 invece si segnalano rapidamente i commenti sul disegno di legge sugli ecoreati, dell'ambiente e delle pene, è il titolo dell'editoriale del Foglio. La festa collettiva per l'approvazione degli ecoreati è effimera. C'è la voglia del ministro dell'ambiente Galletti di parlare di data storica, di ricordare che per la prima volta inseriamo nel diritto penale i delitti contro l'ambiente, per cui si interveniva facendo riferimento a reati più generici. Vero, scrive il Foglio, articoli così generici da riguardare altri ambiti. Il Parlamento ora vuole colmare la lacuna ventennale inserendo nel codice penale le fattispecie di inquinamento ambientale, disastro ambientale, delitti colposi contro l'ambiente. Festeggia il Movimento 5 Stelle, giubila la corrente verde del PD, gongola il governo. Una vittoria mediatica. La sostanza è da verificare, scrive il Foglio. L'impianto non è perfetto, lo dice anche uno dei promotori, Realacci. Ma come si potrà rimediare ex post, vista l'approvazione definitiva ieri al Senato? Consci dei difetti, non si è voluto cambiare una virgola. Le elezioni regionali incombono, a parte aver rimediato alla criminalizzazione dei cannoni ad aria compressa, air gun, usati in tutto il mondo da compagnie petrolifere e istituti di ricerca per l'ispezione dei fondali marini. La genericità del reato resta. Gli emendamenti apportati dal Senato producono norme su inquinamento e disastro così vaghe da essere ardue da interpretare, contrarie al principio di tassatività delle norme penali e perciò a rischio di incostituzionalità e di ricorsi. Andiamo bene. Infine, sempre dagli editoriali del Foglio di oggi, occhio alla violenza in Macedonia. Un'altra crisi europea sta per essere arruolata nella neo-guerra fredda. Per il ministro degli esteri russo Lavrov, quel che sta accadendo in Macedonia è facile da interpretare. Se il paese è in preda all'instabilità, il governo traballa, ci sono scontri armati e manifestazioni di piazza, la colpa è dell'Occidente, che dopo il Maidan ucraino sta fomentando l'ennesima rivoluzione colorata per instaurare un governo compiacente. Le cose però sono più complesse, scrive il Foglio. 10 giorni fa ci sono stati scontri armati nel nord del paese tra i macedoni e la minoranza albanese, in cui sono state uccise quasi 20 persone. Il governo del premier Gruevski ancora cercava di parare il colpo quando nella capitale è scoppiato uno scandalo di intercettazioni illegali. Ci sono state manifestazioni di piazza per chiedere le dimissioni di Gruevski. La situazione è così grave che alcuni paesi come la Serbia temono un'estensione della violenza. L'instabilità macedone, scrive il Foglio, è frutto di problemi politici che vanno avanti da oltre un anno. L'interpretazione di Lavrov, più che frutto di analisi, è il sintomo della tensione tra Russia e Occidente, non più sopportabile. Anche un piccolo Stato come la Macedonia rischia di diventare terreno di scontro per una crisi tra potenze. Ma lasciamo il Foglio con l'inserto. In primo piano, pagina 1 dell'inserto, c'è il lungo articolo di Giulio Meotti sulla decapitazione di Charlie Hebdo. Dopo il terrore, i giornalisti non litigano sui soldi, ma su Maometto,
Due linee si scontrano all'interno del settimanale satirico. È la storia del ritorno di una sinistra religiosamente corretta. Una crisi simile a quella del quotidiano danese Jyllands-Posten, che per primo pubblicò le vignette su Maometto. Il nuovo direttore, Riss, è meno politicamente identificato del vecchio direttore ucciso, Sharb. Ha scritto libri su Carla e Sarkozy, Niente Islam. Le nuove copertine prendono di mira il Papa, Sarkozy, Le Pen, obiettivi meno pericolosi e più provvidi di applausi. Molti redattori se ne andarono sotto la gestione di Philippe Val, accusando i colleghi di nevrosi islamofoba e scontro di civiltà. Povero Charlie Hebdo, conclude il suo lungo pezzo Giulio Meotti. A pagina 3 invece dell'inserto del Foglio, l'articolo di Paola Peduzzi su uno dei consulenti, anzi l'ex consulente del premier britannico David Cameron, Steve Hilton, il guru di Cameron che voleva costruire la Big Society nel Regno Unito, sta tornando. I conservatori un po' tremano e un po' ascoltano. Domani esce More Human, più umano, il saggio su come curare la democrazia in crisi, che pensa ai privilegi e non alle persone. Infine, dall'ultima pagina dell'inserto, l'intervento di Tommaso Nannicini, un cognome che ci ricorda qualcosa. Fu il primo a venire incontro alle povere società concessionarie di slot machine per non fargli pagare la penale da 98 miliardi. Era dei comunisti italiani all'epoca. Peraltro poi fu seguito da gente di destra, di centro, di sopra e di sotto, però fu lui all'inizio, il Nannicini, non so se questo sia il figlio o il papà, Tommaso Nannicini. Forse il papà era il deputato dei comunisti italiani. Fatto sta che Tommaso Nannicini adesso è consigliere economico di Matteo Renzi e si diffonde sul Foglio di oggi su quanto meravigliosamente efficace sia l'azione economica, giusto appunto, del governo Renzi, di cui lui è consigliere, perché sennò si darebbe del pirla da solo. La crescita c'è, il lavoro arriverà, le riforme eccole, sulla spending review abbiamo un piano, sul fisco anche, riduzione di 6 punti percentuali sul cuneo. Palazzo Chigi risponde alle critiche del Foglio. E lasciamo il Foglio per andare alla prima pagina del Manifesto, il quotidiano comunista, il quale si pone il problema delle pensioni nell'articolo di Felice Roberto Pizzuti e della fedeltà di Renzi alla cosiddetta Agenda Monti. Il governo ha deciso di applicare la sentenza della Corte Costituzionale al 12%. Questa è infatti all'incirca la percentuale del rimborso che verrà effettuato ai pensionati rispetto a quello che sarebbe loro dovuto in base alla piena applicazione delle indicazioni della Corte Costituzionale. Tra le righe della sentenza, scrive Pizzuti, si possono anche individuare elementi per contenere la restituzione del mancato adeguamento all'inflazione, ma è fortemente dubbio che le sue indicazioni possano essere eluse per quasi il 90%. La restituzione parziale avverrà in misura progressiva, 750 euro per pensioni superiori a 3 volte il minimo fino a 1.700 euro lordi, 450 euro per pensioni fino a 2.200 euro lordi, 278 per quelle fino a 3.200 euro lordi. Anche per chi prenderà di più, si tratterà di un assegno una tantum, nettamente inferiore a quanto previsto dalla sentenza. Il Premier, insomma, rimane fedele alla cosiddetta Agenda Monti, Mario Monti. Il governo persevera nella politica economica che non vuole colpire ricchezze elevate, ma quelle basse e medio-basse. Occorre uscire da una visione ritenuta irragionevole dalla Corte. Sul tema pensioni si sofferma anche il Sole 24 Ore, sulla flessibilità però in uscita, la cosa nuova e fantastica promessa dal Premier, uscita dal lavoro a 62 anni con assegni ridotti del 30%, è simpatica, dai. Dice Renzi, con la legge di stabilità avremo più flessibilità. Per inchinarsi a 90 gradi, infatti, occorre parecchia flessibilità. Ricalcolo con il contributivo l'altolà di Alfano, e se si muove Alfano, ragazzi, c'è un carisma che è come quello che Nigel Farage ai tempi d'oro attribuiva all'allora Presidente del Consiglio europeo. Com'è che si chiamava il belga là? Il tizio, non ci ricordiamo neanche più. Tanto, come dice giustamente Marine Le Pen, sono tutti dei robot tecnocrati. Van Rompuy, esatto, Van Rompuy.
Il carisma di uno straccio bagnato aveva Van Rompuy, disse Nigel Farage all'Europarlamento. Sono cose vecchie. A pagina 3 invece del Sole 24 Ore abbiamo le 14.000 super pensioni del vecchio sistema retributivo. Sono 14.000 infami che non si decidono a morire, questi pensionati andati in pensione col sistema retributivo. È di 46 miliardi all'anno, la maggior spesa rispetto al metodo di calcolo contributivo, ma sarà comunque ora di, insomma, come dire, questi qui, se non gli dessimo la pensione avremmo 46 miliardi. Qui si impone a questo punto veramente per tagliare la testa a ogni toro in circolazione, specie se pensionato, si impone una soluzione drastica. L'unica vera riforma delle pensioni è la morte dei pensionati, così almeno ci leviamo il problema di torno. Pensa quanti soldi avremo. E la confisca delle loro case, anzi, bisognerebbe essere drasticissimi. Altro che le ricette della BCE, dell'Unione Europea, della Troica, del Fondo Monetario. La morte è l'unica riforma possibile. Imporre la morte, magari anche in collaborazione con la succitata Arabia Saudita, che là sono esperti, imporre la morte ai pensionati e imporre anche la confisca dei loro beni. Ci vuole una legge che supererà senz'altro ogni vaglio di equità e di giustizia e di eguaglianza, in base alla quale il pensionato ucciso non soltanto deve essere ucciso, appunto, ma gli devono essere tolti a lui e agli eredi qualsiasi diritto vigente per gli altri cittadini. Cioè, in poche parole, lo si ammazza, lo si uccide, lo si costringe alla morte e poi si evita per legge che i suoi beni vadano agli eredi. Li incamera lo Stato in maniera tale che possa assicurare lavoro ai giovani, assistenza agli immigrati, parità di genere tra uomo, donna e neutro e tutto quello che meravigliosamente ci attende per il futuro. Costruire le moschee, eccetera, eccetera. Abbiamo trovato il modo per mettere a posto tutto. La morte dei pensionati e la confisca dei loro beni, in modo tale che gli eredi poi, se devono rompere le scatole, se ne vadano in un altro paese a farlo, non in Italia, perché l'Italia è all'avanguardia, si metterebbe all'avanguardia del riformismo mondiale. Mentre per quanto riguarda la rete veloce, la banda larga, sta storia qua, il governo apre tutte le reti alla fibra ottica, non solo l'Enel, non solo l'Eni, non solo Terna, non solo le ferrovie, ma anche l'ANAS dovranno offrire tutte le infrastrutture per la cosiddetta banda larga, è la bozza del decreto. Tris di incentivi per la banda ultra larga, non è semplicemente larga, è ultra larga, contributi agli utenti finali vincolati al passaggio a connessioni superiori a 100 megabit. Tutte le reti devono essere in gioco per la banda larga, mentre una storia curiosa ce la racconta il Secolo XIX di Genova. Trattasi della storia di due suore, Lucia Caram e Teresa Forcades, sono spagnole, anzi no, attenzione, sono catalane, monache e indipendentiste. Le due monache spopolano in un reality e in confessionale in Spagna, le due religiose molto attive in vista delle elezioni in Catalogna di domenica. L'impegno politico delle suore però non piace in Vaticano. Sono votate alla causa sovranista catalana e fanno campagna elettorale per l'indipendenza della Catalogna, le due suore. La pagina 9 del Secolo XIX di Genova. Hanno anche due facce simpatiche, a dire il vero, ma non perché siano indipendentisti, sia ben chiaro. Anzi, l'indipendentismo è qualcosa che deve essere espulso dall'attuale panorama politico. Solo le suore in Spagna possono parlare in Catalogna possono parlare di indipendenza. Mentre il quotidiano genovese si occupa di una questione della quale ci occuperemo anche noi molto presto o non presto, comunque a medio termine, le bollette della luce, le bollette del gas. Se sai scegliere, il mercato libero funziona bene, dice l'esperto di Nomisma Energia. Ma se vi fate un giro anche tra i siti delle associazioni dei consumatori, scoprirete che la bolletta del gas e la bolletta della luce sono due oggetti ignoti per moltissimi cittadini e sono anche strumenti di, come dire, gonfiamento della bolletta medesima. È la solita vecchia storia, ne abbiamo parlato tanti anni fa per le bollette della Telecom, e il principio è sempre quello: se io carico la bolletta dell'utente di un tot, quello non se ne accorge più delle volte, e anche quando se ne accorge perché il caricamento è eccessivo,
Deve fare una trafila tale che alla fine c'ha ragione l'azienda che minaccia il distacco della corrente e compagnia bella. Siamo sempre là, non è cambiato assolutamente niente, se non che col passaggio all'euro sono cambiati gli importi che vengono addebitati ai clienti. Il caso della A2A di Milano, che naturalmente una volta si chiamava AEM, Azienda Elettrica Municipale Milanese, che forniva il servizio dell'elettricità, poi si sposa, si ingrandisce con la SM bresciana, diventa una roba bella più grossa, vanno in borsa. La borsa dovrebbe servire per far affluire capitali alle aziende, dicono, no? E invece guarda un po', quando le aziende si ingrossano, si finanziarizzano, vanno in borsa, e una volta invece anticamente fornivano dei servizi utili alla collettività, come l'elettricità o il gas, quando vanno in borsa, chissà perché, succede proprio il contrario. Non è che la borsa gli dà risorse in più, devono rifarsi sulla borsa degli utenti, quindi cominciano a fiorire le bollette gonfiate, le bollette poco trasparenti, gli addebiti in bolletta proprio dubbi, eccetera, eccetera. È tutto un fiorire se vi fate un giro fra le associazioni dei consumatori. Di questa roba qua, lo dico subito, ha toccato anche me, da un anno a questa parte c'è una rottura di palle così con la A2A per delle bollette gonfiate assurde e incredibili. Di questa roba qua, visto che gli signori della A2A, milanese e bresciana, ma stiamo parlando di Milano in questo caso, non rispondono quando gli fai domande sensate, visto che non rispondono, li inviteremo costantemente in trasmissione insieme alle associazioni dei consumatori, all'autorità dell'energia, che tra l'altro pubblicherà a breve un dossier proprio su queste bollette gonfiate e sulle cose che non funzionano. Entro luglio mi sembra che l'Authority debba pubblicare il dossier. E noi li inviteremo costantemente, come facevamo con quelli della Telecom una volta che non sono mai venuti, ve lo ricorderete? Se vengono ci fanno un grandissimo favore, perché così ci spiegano intanto come si legge la bolletta. Avete mai provato a leggere una bolletta elettrica, specie della A2A di Milano? Una roba illeggibile. Anzi, tra poco poi metteremo a disposizione anche un numero telefonico per le vostre segnalazioni via SMS, per cui chiunque ha qualcosa da raccontare in tema di bollette della luce e del gas lo potrà fare mandando un SMS e poi verrà richiamato. Tra poco ne parliamo di questa bella storia qua, perché alla fine della fiera, con queste bollette del gas, della luce e compagnia bella, ti succhiano molto più di quanto ti succhino Colimu, la Tasi e compagnia. Se fate i conti, perché le bollette sono bimestrali e se cominciano a fotterti 50, 100, 150 euro, alla fine costano di più delle tasse sulla casa e sugli immobili. Ma andiamo ad Avvenire. In prima pagina Avvenire si occupa naturalmente del presidente della Conferenza Episcopale Italiana. È bello il titolo però. Bagnasco, 2 punti, l'Italia non può arrangiarsi, che contraddice uno dei capisaldi dell'identità nazionale italiana. L'arte di arrangiarsi, lavoro, famiglia, scuola sono urgenze e ferite vere, ha detto il presidente dei vescovi italiani. Pagina 9 invece di Avvenire c'è una lunga intervista di Arturo Celletti alla ministra degli esteri dell'intera Unione Europea, la signora Mogherini, la quale dice sì alla flessibilità sulle quote dei migranti. Traduzione difficile questa, altro che la nonna del direttore di Italia Oggi in difficoltà con l'inglese. Qua si è in difficoltà a tradurre dall'italiano in italiano. Quote, la Mogherini apre 2 punti, sì a flessibilità. Voi come lo traducete? L'alto commissario dell'Unione Europea dice che l'accoglienza è un punto fermo, ora si deciderà a maggioranza. Bene il sì corale all'operazione contro gli scafisti, tanto non si farà mai. Ora l'obiettivo è definire i dettagli operativi entro il 22 giugno e partire subito, appunto con l'ammiraglietto col vestito bianco, come scrive Ruggeri, che è meglio che si faccia accompagnare da 2 marò. Vogliamo lavorare insieme alla Libia e non contro la Libia, dice Mogherini. L'obiettivo comune è stroncare questo ignobile traffico di esseri umani. Cioè, cosa significa che sulle quote di migranti la Mogherini apre e dice sì alla flessibilità nel momento in cui la metà dei paesi d'Europa ha detto no alle quote dei migranti? Cosa significa? È la domanda del giorno. Torniamo a questo punto, rinfrancati al Corriere della Sera. Se avete... No, niente, adesso non possiamo farlo, lo facciamo un altro giorno, però... questa storia delle bollette, che è interessante, ripeto, è molto interessante, perché tra l'altro una volta c'era anche un minimo di
come dire, di orgoglio, di dignità, non so come chiamarla, da parte delle aziende fornitrici di questi benedetti servizi, che dovevano essere liberalizzati nel 98 in maniera tale che la concorrenza ci avrebbe portato a fantastici risultati, la trasparenza, eccetera, eccetera. Invece, scomparsi i monopoli, sono arrivati peggio di prima, gli oligopoli più ladroni ancora e più conniventi tra di loro, peraltro, perché se voi cambiate operatore non vi cambia tanto la musica, no? Che è stata data la possibilità di scegliere fra eguali, bellissimo concetto di concorrenza. In ogni caso, una volta c'era anche la dignità di rispondere, di tentare di farlo, oppure anche le non risposte avevano un significato. Adesso c'è invece la strafottenza di questi fornitori di servizi essenziali, i quali se ne fottono del cittadino, dell'utente, di chi paga fior di bollette, e non gli rispondono nemmeno, gli rispondono con fesserie. Bene, benissimo, anche l'autority potrà dirci la sua su questo, perché dovrebbe garantire appunto un mercato, l'autorità pubblica, l'autorità per l'energia e il gas. Torniamo però al Corriere della Sera, a breve avrete a disposizione il numero di telefono per le vostre segnalazioni sulle bollette, ma intanto il primo piano del Corriere è tutto dedicato naturalmente al calcio, le partite truccate dall''ndrangheta, soldi dalla Serbia, giocate milionarie, le mani su Lega Pro e Serie D. Un dirigente al telefono dice: Lotito ricatta Tavecchio. Renzi interviene sulla questione dicendo: basta figuracce. Gol e minacce, scrive ancora il Corriere. Se non lo paghi, quello uccide mio fratello. E il manager dopo la partita: abbiamo perso, tutto ok. Il boss Iannazzo dice a un amico: non sono i giocatori a farti vincere il campionato. E c'è tutto un campionato, una serie di campionati stravolti. La Lega Pro riuscirà forse a chiudere la stagione, ma l'ufficio inchieste rivoluzionerà la scaletta di promozioni e retrocessioni. Stiamo parlando di partite tipo Pro Patria Pavia, Monza Torres, Juve Stabia contro Lupa Roma. Il calcio è uno sport meraviglioso, mentre sempre il Corriere si occupa dell'altra questione, l'antitrust, che indaga sui diritti televisivi del calcio, una ondata di perquisizioni della Guardia di Finanza nelle sedi di Infront, Lega Calcio, Mediaset, RTI e Sky. L'ipotesi, un'intesa successiva alla gara per spartirsi il mercato, un'intesa successiva alla gara per i diritti del calcio. Secondo Mediaset l'assegnazione è stata regolare e, sempre dal Corriere della Sera, le ipotesi di accordo, in particolare fra Sky e Mediaset, spunta una cassaforte comune, le attività nella Pay TV in una nuova società con Murdoch in maggioranza, il nodo dell'antitrust. A fine aprile l'incontro tra Berlusconi e Murdoch con i figli per la gestione della questione. Mediaset e Sky stanno negoziando un'alleanza nella Pay TV, da cui nascerebbe il monopolista italiano nel segmento. Uno schema di lavoro prevederebbe la creazione di una società partecipata in maggioranza da Sky, a cui verrebbero conferite le attività nella Pay TV di Sky e di Mediaset, due gruppi che fanno 7.200.000 clienti complessivamente. L'antitrust dovrà pronunciarsi. Superata la questione abbiamo le pensioni. Flessibilità ma assegno più leggero. E il presidente dell'INPS Boeri dice: interverremo sul contributivo. Dal 2016 una nuova indicizzazione fino alla soglia dei 3.000 euro, cioè ti dovevo dall'anno prossimo l'adeguamento alla pensione di 1.600 euro all'anno, te ne do 100 e non rompere i coglioni, te li do anche lordi. Mentre sono pronti i ricorsi, perché la riforma colpirà gli assegni più bassi, dice Federmanager, pronti i nuovi ricorsi contro il decreto Renzi sulle pensioni. No, non si chiama decreto Renzi, si chiama bonus Poletti, attenzione, perché Renzi la faccia ce la mette solo sulle cose che può sperare di vendere o che ha probabilità di vendere. Sulle patacche la faccia ce la deve mettere qualcun altro. Previdenza, l'ipotesi dell'opzione donna, lasciare il lavoro in anticipo, le penalizzazioni, il ricalcolo basato sui contributi versati. Insomma, mi potete sbizzarrire oggi su questo tema della flessibilità, che riassunto appunto come l'abbiamo detta prima, la flessibilità significa che paghi, punto e basta, che ti derubo, punto e basta, che ce la metti tu, diciamo, la differenza moltiplicata per 3, per 4, per 5. Intanto sempre dal Corriere della Sera andiamo rapidi perché sono le 9:28, la rassegna stampa deve pur terminare, questa gran rottura di palle di 2 ore di ammorbamento da parte di sto soggetto blaterante alla radio.
In Grecia, ad Atene, il caos è alle porte, ci racconta Danilo Taino, peraltro da Berlino. Così l'economia tedesca si prepara al peggio. Le ipotesi, nuovi finanziamenti o la Grecia fuori dall'euro. Poi fanno un'unione di intesa tra Grecia e Gran Bretagna, le due che escono dall'Europa. La Gran Bretagna dall'Europa, la Grecia dall'euro. Sempre poi dal Corriere della Sera, Renzi ha detto che in Libia noi ci andiamo soltanto con l'impegno delle Nazioni Unite, perché io non mando i soldati a farsi sgozzare. Sulla scuola, chi vuole prendersela con me, lasci in pace la mia famiglia. Gli scafisti sono schiavisti, ha detto Renzi, e noi siamo pronti a intervenire, ma il vero problema non sono soltanto loro. Chi ha accettato di mandare le navi deve accettare anche le quote. Non è che mandano le navi e poi li lasciano a Pozzallo. Sulla scuola non sono stato bravo a spiegare la riforma. Chi non deve chiedere mai è buono per la pubblicità dei profumi, ha detto il signor Renzi. Se mi si dice che i politici hanno diritto alla pensione, dico sì, ma questa storia dei vitalizi, l'inchiesta di Libero, è davvero insopportabile. Com'è che dobbiamo chiudere? Non possiamo leggere l'intervista alla ministra Pinotti sul Corriere della Sera? L'Europa è compatta? L'intervento in Libia è inevitabile per governare i flussi? Non possiamo neanche leggere delle Marche, dove uno del PD si candida con Forza Italia dopo aver governato la regione, spacca per tot di anni? Non possiamo neanche leggere a pagina 22 del Corriere della Sera? Non possiamo farlo? Non ci interessa, non se ne frega se sfondiamo. Riforma della scuola, bonus per il merito, salta il 5 per 1000. E poi ancora abbiamo preso il tizio, questo ve lo ricordate, quello che bastonava il poliziotto il 1° maggio, il No Expo, è stato preso in arresto uno dei picchiatori del corteo del 1° maggio. Secondo il GIP ha un'indole violenta, secondo noi no, perché picchiare in quel modo con un pezzo di legno un poliziotto è un'operazione di giustizia sociale, non è spia di un indice di una natura violenta, come ha detto il GIP. Si chiama Marco Ventura, è un 28enne, naturalmente è un ragazzo, con i pantaloni marroni nella foto a pagina 25 del Corriere della Sera, è quello che brandisce il bastone per percuote il poliziotto. Con ciò ci salutiamo veramente, fantastica mattina a tutti, buona mattinata, fantastica mattinata e via dicendo.